Sinfonie di un dono, questa meravigliosa orchestra che avevamo a Treviso, che non c'è più, che è stata chiusa. Volevo ricordare anche il suo presidente, Tullio Giacomini, che ha cercato in tutte le maniere di trovare supporto, che non ha trovato, l'ha detto anche la direttrice che abbiamo avuto l'altro giorno, ospite, Maria Grazia Seren. Eppure ho aperto con questa sinfonia molto toccante, perché ieri sono andata a visitare un appartamento finalmente dato a una persona diversamente agile. Finalmente sono riuscita a entrare in questo appartamento e non sono entrata perché non ci stavo. C'era lui, poveretto, che cercava di capire come gestire la situazione, anche perché una persona diversamente agile ha dei problemi diversi da una persona normale nel muoversi, nell'arredamento. A un certo punto lui mi guarda, vede la mia perplessità e mi dice: sai Mirella, che quasi quasi torno a dormire nel mio campo, almeno vedo le stelle e mi sembra di respirare. Allora io penso che forse qualcuno deve riflettere quando fanno le assegnazioni. A chi devo dare l'appartamento, in che condizioni è questa persona, cosa posso fare per non umiliarlo e sentirlo ancora più infelice. E questo appartamento è un buco dove questa persona paga più di 300 euro al mese, 300-350 euro al mese, a un ente che dovrebbe essere no profit, un ente che dovrebbe aiutare queste persone, nato per quello. Allora qualcuno dovrà pur darmi delle risposte, perché non è che io posso sempre mettere la polvere sotto il tappeto, far finta di niente, dire è fortunato, ha trovato anche la casa a questa persona, perché non ci stanno neppure i mobili per lui, perché se metti i mobili lui non gira più. Allora lui sta creando questi mobili, dei figli, non so. Io volevo parlarne questa mattina con degli ospiti, ma uno in particolare che saluto intanto gli ospiti, che è Roberto Camerin, imprenditore edile, perciò sa di cosa. Grazie Roberto veramente di essere qui. Saluto anche Giuseppe Vanzella, scrittore. Qua bisognerebbe scrivere un libro su queste storie qua, veramente fotografico, però un libro fotografico Vanzella. Certamente. E saluto anche Francesco Caccetta, maggiore dei Carabinieri, che però si occupa di sicurezza urbana e partecipata. Buongiorno Maggiore, che piacere averla ospite questa mattina anche lei, visto quello che è successo parleremo di tante cose come sempre al mattino. Allora partirei proprio da lei, Roberto Camerin. Cosa sta succedendo? Allora, io mi sono preparato un percorso di questo tipo. Noi nell'edilizia stiamo cambiando, tutti quanti stanno cambiando. Tutti gli operatori, dalle agenzie ai progettisti insomma tutti gli addetti hanno cambiato linea e hanno cercato di adattarsi a un mercato nuovo, che è quello dell'efficienza energetica e delle nuove tecnologie. Ecco, e adesso quali sono i fattori scatenanti di questo percorso? Uno è stato il Covid che ci ha tenuto dentro a casa per tanto tempo, ci ha fatto rivedere un pochettino quali sono gli spazi da adattare, eccetera, e anche trovare degli spazi per lavorare, e quindi il cliente ha modificato questa sua opinione. L'altra è l'efficienza energetica, che è venuta anche grazie al lavoro mediatico, e non solo mediatico, che ha fatto il 110, ha creato una coscienza a livello nazionale per quello che può essere l'efficienza energetica, effettivamente giustissima. Però cosa succede con questa roba qua? Succede che le imprese, tutti quanti noi, andiamo alla ricerca di prodotti, di questi, però alla fine riusciamo a fare un edificio, ma costa un sacco di soldi. Quindi arriviamo a un mercato, ci apriamo un mercato che è difficile. Allora c'è un bivio qua, abbiamo due clientele a cui rivolgersi, una che è quella, diciamo, tra virgolette, ricca, che può permettersi, e gli altri che sono sempre più dilaganti, sempre più grande, aumenta la fascia
che non può permettersi casa, vorrebbe comprarla ma non ce la fa, allora devono per forza comprare degli edifici fatiscenti, vecchi o in classi energetiche molto basse e poi piano piano adattarla, eccetera. Questi sono i più volenterosi, oppure andare in affitto. Questa è la situazione che abbiamo. Allora noi ovviamente come imprenditori, come nella veste di imprenditori, io mi rivolgo a quelli, agli edifici che hanno un certo costo. Ho portato delle foto dopo se volete vedere, eccetera. Però ecco questo. Ma però mi preoccupo di tutta quella fascia che non può fare niente. Dopo nella veste, tolgo la veste di imprenditore, mi metto quella di consigliere Ascom, di Vittorio Veneto, eccetera, e che vede tutte gli esercenti, eccetera, vedere piano piano una chiusura di tutte le attività sul territorio e quindi un impoverimento dilagante che non si può nascondere, non si può far finta di niente. E qui è da riflettere, perché ormai per me la politica ha perso di senso, perché tanti parlano e nessuno fa nulla, non si decide, però all'interno del Consiglio io avrei proposto di rivoluzionare questo, di cercare con coraggio di andare in controtendenza a quello che è stato l'idea di tutte le città, le cittadine, cioè non bloccare i centri commerciali ma chiuderli un po' in una fascia e dare spazio alle attività commerciali nuove, quelle tradizionali, eccetera, locali, dei giovani, eccetera, in maniera di creare un indotto, perché i centri commerciali portano i soldi da un'altra parte, non sul territorio, mentre il commerciante mangia, beve, dorme con la famiglia, vive in quel territorio e quindi i soldi girano là. Questo è il modo di creare non ricchezza, ma quel benessere che noi del nord-est eravamo abituati, perché fino a qualche anno fa noi eravamo abituati a questa socialità, a questo modo di vivere che è bellissimo. E infatti tutti quanti venivano a dire il miracolo del nord-est, ma il miracolo del nord-est è la buona volontà che avevamo di lavorare, mangiare, dormire e vivere il tuo territorio. Questa è la cosa. Allora sentiamo anche cosa ne pensa il maggiore Francesco Caccetta, questa disgrazia, questa tragedia che è capitata. Maggiore, vuoi sentire anche la sua opinione di questi 3 fratelli con questi carabinieri morti? Una tragedia, io non riesco neppure a pensare cosa è successo, il vissuto per arrivare a un epilogo del genere. Mi scusi Maggiore, ma io devo fargliela questa domanda. Come l'ha vissuta lei questa tragedia? Beh, non è facile fare delle considerazioni senza aver letto le carte, perché il problema lì è bisogna capire esattamente cosa è successo. Parlo dal punto di vista operativo, mentre invece per quanto riguarda l'evento sociale c'è poco da dire. È una deriva alla quale siamo arrivati dove non c'è più nessuna considerazione da parte delle persone sugli effetti dei loro atteggiamenti e comportamenti. Regna ormai l'anarchia totale, quindi questo bisognerebbe riflettere un po' e dovrebbe far riflettere le persone che ci governano, perché dovrebbero capire dov'è il problema. Sicuramente c'è un disagio sociale altissimo e quello che ho sentito finora è importante, perché comunque è vero che una volta era tutto più semplice perché c'era una diversa coesione sociale, c'era un modo diverso di vivere il sociale e di vivere in mezzo agli altri. Adesso siamo un po' tutti cani soli, isolati, individualisti, e ognuno pensa per sé. Penso che questo sia il più grosso problema in questo momento. Anche perché poche parole ma molto chiare, Maggiore, la ringrazio, fa capire cosa può essere anche la sicurezza urbana. Io ho signore diversamente giovani che hanno paura di uscire dopo le 16 del pomeriggio, solo portare fuori le immondizie. Ma non è solo quello il problema, perché tanto possono arrivare in casa tranquillamente, anche via telefono, perciò queste fragilità sono con le spalle al muro e come dice il nostro Camerin, non vedo che ci sia questa volontà di cercare di capire come fare
per fermare, perché andiamo sulla Luna, non possono dirmi che non c'è la possibilità di fermare queste persone. Il problema è che nel mezzo qualcuno ci sguazza, ed è la politica, i politicanti che io parlo, perché sono loro poi che ci sguazzano ai danni di queste fragilità che non sanno più come salvarsi, perché non è solo uscire di casa, è anche stare all'interno della casa, oppure trovare casa, come si parlava prima. Dove trovo casa? Ad esempio, cito un caso, vorrei sentire anche Vanzella in questo, di queste caserme Salsa a Treviso, enormi, una città nella città, dove almeno a quello che si sa verranno messa la Guardia di Finanza, le associazioni sportive, qualche associazione di volontariato, e io penso, ma perché non fare case per le persone normali, per i giovani, ecco, un ostello, cercare di capire veramente nel tuo territorio cosa manca, le strutture per i diversamente giovani, che non deve essere per forza la solita casa di riposo. Potremmo fare, è una città all'interno. Io il sindaco non ne ho neppure più sentito, e sì, sono stata cacciata da Villa Margherita come fossimo stati dei ladri, dopo aver investito anche economicamente, perché non era a norma. Quante cose non sono a norma, ma se c'è la buona volontà di operare e di ristrutturare ecco là ad esempio Vanzella è anche venuto e ci stavano benissimo le associazioni, tantissime stanze, camere con bagni, nuove di stecca, ma non è a norma. Però non si può neanche agire così e mandare via le persone senza una motivazione valida, una risposta che non è mai arrivata. Non è perché io voglio vedere che io sono io, è perché non può girare così, perché ho fatto tutta la mia documentazione, ho mandato i progetti, avevamo tante associazioni, non c'era solo i veneti schiacciati all'interno, eravamo in tanti, vero Vanzella? Sì, certo. Perciò non possono dire che c'era la Mirella dentro, però non c'era la volontà di aiutare, tanto è vero che il sindaco penso che sia venuto una volta all'inaugurazione dove ha anche detto che Villa Margherita non si sarebbe mai chiusa, così ha detto pubblicamente. I cancelli sarebbero sempre rimasti aperti, e poi è successo quello che è successo, che è andata sempre più in degrado, e quando il degrado arriva può succedere di tutto. Vanzella. Io non voglio parlare di argomenti sui quali non sono competente più di tanto come questo relativamente all'edilizia privata, popolare, eccetera. Però dico da sempre che sicuramente alla politica italiana manca, soprattutto a mio avviso, questa predisposizione verso l'affitto, verso pensare all'affitto, oltre che pensare all'edilizia per la proprietà. Se noi pensiamo che città europee come Parigi o Vienna sono i più grandi imprenditori in ambito edilizio perché hanno un patrimonio estesissimo di edifici e di appartamenti che danno in affitto alla popolazione. Invece in Italia da sempre, già dal secondo dopoguerra, c'è stato l'indirizzo verso l'acquisizione personale del bene, perché se pensiamo che in Italia mi sembra che la proprietà di appartamenti sia circa per l'83% della popolazione, al contrario in Germania non arrivano neanche al 50%. Cioè io non dico che il settore dell'edilizia deve essere penalizzato, anzi abbiamo visto che con il 110 come Camerin affermava è stato anche un momento utile per la ripresa dopo un periodo difficile come è stato quello del Covid e del lockdown. Per cui io penso che la politica ha bisogno di ripartire da questi elementi saldi, il concetto dei supermercati, che sono troppi e sono sempre di più. Questo se ne parlava 40 anni fa, 30 anni fa,
e adesso siamo sempre al punto in cui i nodi, come dice il proverbio, vengono il pettine, e c'è una concorrenza spietata anche tra i supermercati. Esatto, ci sono due cose che volevo. Allora, per quanto riguarda le case, diciamo, da affittare e da mettere a posto, ci sono le ATER, noi che abbiamo, che hanno un'immensità di immobili che sono impraticabili, ma li ho visti. Per cui adesso con questa legge vediamo se 3.0, che dovrebbe dare dei contributi, che va a dicembre, che vorrebbe dare dei contributi agli enti pubblici, forse si possono mettere a posto determinati immobili, perché ce ne sono veramente tanti. Io conosco un po' l'ATER di Treviso, ma quella anche di Venezia, hanno 18.000 appartamenti, ma di cui la metà sono chiusi, addirittura fatti col muro, fatiscenti, cioè è una guerra. Quindi non è che ci mancano le infrastrutture, perché le abbiamo, ci manca la volontà. Ecco la politica, perché la politica danno sempre la politica alla burocrazia alla politica, e c'è un cane che si mangia la coda e alla fine la colpa non è mai di nessuno. È ora di finirla con questa storia qua, guardiamoci bene negli occhi e diciamo: abbiamo tutto, siamo un popolo intelligente, siamo seri, allora facciamo qualcosa di concreto e cerchiamo di mettere i bastoni e i paletti ai burocrati che non hanno voglia di lavorare o che si nascondono dietro le norme per non lavorare, e ai politici che si nascondono dietro la politica per fare politica e per fare una carriera che non c'entra niente con la vita sociale del suo paese e non c'entra niente con la volontà e la vocazione che dovrebbe avere un politico. Questa è ecco, e per quanto riguarda gli affitti, mi permetto di dire, perché noi, la nostra della proprietà è una vocazione, cioè è più forte di noi in Italia, non siamo come i tedeschi. È un problema culturale che abbiamo, è un problema culturale. Ma la sostanza non cambia, perché gli appartamenti sono quelli, meglio se li comprano, piuttosto che in Germania ci sono grossi gruppi israeliani, eccetera, che hanno questi che finanziano la crescita e la costruzione di appartamenti, li affittano. A mio avviso, io lo vedo da italiano, la vedo meglio se uno si fa una fatica, compra casa e poi la lascia ai figli, eccetera. Questo è un meno dispersione di energia. Poi i figli vendono la casa perché quella casa non gliene frega niente. Ma è tutto al giro? È tutto un giro. Io conosco... Allora, aspetta un attimo, voglio sentire anche il maggiore Cazzetta. Maggiore, cosa vuol dire sicurezza urbana e partecipata? Perché è molto importante anche con quello che stiamo dicendo. Prego, Maggiore. Microfono, Maggiore. Microfono. La sicurezza urbana è quella che riguarda appunto i centri urbani. E il concetto di sicurezza partecipata è quello che prevede la partecipazione dei cittadini alla tenuta della sicurezza urbana. Quindi è una partecipazione logicamente controllata, che segue vie legali e che non va a inficiare il lavoro delle forze dell'ordine, né a sovrapporsi né a sostituirle. Quindi è un concetto molto importante, sempre più sviluppato negli ultimi anni, e poi in base anche a quello che stavamo sentendo adesso, purtroppo l'assenza dello Stato e della politica in alcune situazioni che stanno succedendo in Italia, quali quelle del degrado, come avete detto fino adesso, e della presenza massiccia di delinquenti che impediscono anche alle persone di fruire liberamente della propria città o del proprio paese, sta portando a un intervento dei cittadini in maniera sregolata, come quello delle ronde, come quello che sta succedendo a Roma, a Milano con l'articolo 52, piuttosto che altri personaggi che emergono mano a mano in questo scenario. Quindi la sicurezza partecipata è importante, lo Stato dovrebbe vigilare affinché questa venga incanalata nei giusti metodi e modi, per evitare appunto eccessi che poi possono creare problemi. È molto importante lo sviluppo dell'urbanizzazione, e l'imprenditore Roberto Camerini ne saprà qualcosa, perché sicuramente secondo come si sviluppano i centri urbani, da lì poi scaturisce anche tutto un discorso di probabilità o meno della delinquenza, e quindi è molto importante anche lo sviluppo. Sono d'accordo, Maggiore, ha parlato veramente
nella maniera più semplice ma più sicura. Bisogna vedere anche come costruisci, dove costruisci e cosa metti all'interno. Abbiamo visto nelle varie regioni dell'Italia cosa è successo, proprio perché non sono stati messi i servizi oltre la costruzione, famose vele, no? No, Se giusto, tu metti i servizi non succede quello che invece abbiamo visto. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo, veloce. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Quanto riguarda il problema casa, Camerin ha ragione quello che dice, perché quanto tempo c'è che lo Stato non fa un programma di delizia popolare, di dargli a casa ai giovani che ha da sposarsi, a chi che ha bisogno, non far solo che appartamenti. Io li fa il suo lavoro, è logico, e Camerin sa cosa che vuol dire, va bene, ma a Venezia, mi parlo perché sono veneziano, a tante case dell'arte, qui che dai i prezzi di donazione, ve ne altre 3-4 mila chiuse, e perché lui gli dai a povera gente? Quando che su una città si cade via il tessuto sociale, non va più niente, come Venezia, cosa c'è a Venezia? Niente, per il fatto che dei turisti, di chi che viene, uno che vive nel Migro, nei voti che abita a Venezia, però a Venezia a partire da lavori un lavoro si ha comprato, ma non tutti chi che ha a casa separoni. Il 60% che separoni in casa da un mutuo da pagarci, trentennale, 40 anni, quando si diventa padroni? Quando chi muore? Era un bidon, dagli anni 50, da quando che lì a casa non aveva più fatto case, che non c'è più nessun progetto di fare case popolari per la povera gente, sceglierla la gente, va bene, fare un merito, no? Che appunti come si faceva una volta, chi che ha più bisogno ti darà l'appartamento, ma non c'è niente, dopo si scampa e la gente va via. Purtroppo uno che un trevisano che non ha possibilità di comprarsi a casa, che lavora a Treviso, Senato a Treviso, gli tocca andare fuori a pagare 1.200 euro al mese e non c'è neanche a casa sua dove è il Senato. Bisogna che se vediamo che lo Stato pensa ai problemi reali che ha la gente, non a tutti gli affari sui dei carresi e di tutto. Quando che lo Stato risolve questi problemi, a votare da 100 persone su 100, non adesso che ne va 40, 50 e dice che ha messo il popolo. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, se no non ce la faccio, devo far vedere anche video e foto, e vediamo anche le foto che ha portato Giuseppe Vanzella per capire l'importanza, perché è qua Giuseppe Vanzella questa mattina, e soprattutto l'importanza della cultura. Ecco, la cultura dovrebbe essere una cosa fondamentale. Io dico sempre che il nostro paese ha bisogno di meritocrazia, ce l'abbiamo, il problema è che le segreterie politiche non riescono ancora a capire di fare questo, basta vedere quando andremo a votare cosa ci troveremo. Ecco, per carità, non dico che è tutto da buttare, però fa molto riflettere. Prego Vanzella. Allora, qui vediamo le foto. Sì, come Mirella mi ha, tra virgolette, sempre sponsorizzato, io avevo scritto qualche anno fa un libro che in ambito trevigiano è diventato abbastanza celebre, quel Gente di Treviso, che parla di personaggi particolari di quel mondo, diciamo, che possiamo considerare analogico, di prima del grande diluvio del cambiamento di internet, ed era un mondo popolare molto più vicino alle esigenze di tutti noi, di tutti, trasversalmente dal punto di vista politico, trasversalmente dal punto di vista delle possibilità economiche. Era un mondo in cui le persone si parlavano, si interfacciavano ed erano più in contatto. E io ho scritto questo libro e adesso sto lavorando a una seconda edizione che sarà logicamente una Treviso che non sarà più analogica ma sarà digitale, però mi auguro, sto preparando, qui ci sono alcune immagini dei prossimi personaggi che ci hanno lasciato, purtroppo sono entrati nel novero del mondo dei più, e di cui parlerò, come il famoso e famigerato Bear Pillon, che sarà la copertina del prossimo libro, che
personaggi nelle loro caratteristiche di grande umanità e che ti fanno venire voglia diciamo di vivere. Però tornando anche al discorso di prima, vorrei solo fare un accenno, che si parlava della politica, delle problematiche, delle difficoltà, della voglia, cioè la politica siamo noi, dobbiamo ricordarci di questo. Se si sta scivolando sotto il 50% delle persone che vanno a votare durante delle elezioni libere, cioè siamo in democrazia, abbiamo la fortuna che non siamo in un regime dittatoriale, autocratico, abbiamo la fortuna di essere in un regime che è assolutamente democratico. Andiamo a votare, non puoi lamentarti della politica quando la politica sei tu che con il tuo voto costruisci la possibilità di cambiare le cose se le cose non vanno bene, oppure di mantenere quelle che ci sono se vanno bene. Cioè siamo noi che dobbiamo decidere. E cioè, logicamente noi stiamo vivendo un momento importante di grande difficoltà, che è di transizione tra l'analogico e il digitale. Stiamo andando verso un mondo diverso. Noi che abbiamo apprezzato com'era il mondo prima, non possiamo pretendere che i nativi digitali, cioè quelli nati che internet c'erano già, i giovani, abbiano le stesse considerazioni del mondo che abbiamo noi. Loro hanno un mondo diverso dentro e noi dobbiamo dargli una mano a trasferire il testimone di quel mondo che è durato 200.000 anni, di più, quanto si vuole considerarlo, che sarà molto diverso da quello verso cui andiamo. Per cui non si tratta di costruire solo un mondo culturale legato a dei fatti specifici, la musica, l'arte, la letteratura. Ieri a proposito sono andato per la laurea magistrale del figlio di un amico, sono andato a Ca' Foscari e Venezia, sono rimasto esterrefatto, sono rimasto dalla bellezza, ma anche di vedere questo giovane di poco più di 20 anni che espone una tesi di laurea su un argomento letterario del Cinquecento, ostico straordinariamente, con una leggerezza, con una predisposizione che fa in qualche modo pensare a un suo futuro roseo, ma anche gli esaminatori davanti, il più vecchio avrà avuto 40 anni, cioè è un mondo nuovo verso il quale dobbiamo andare, ed è quello dove la cultura deve essere il collante, deve essere il punto di riferimento. Non si tratta solo di soldi, noi viviamo troppo per i soldi, purtroppo è così. Allora, è bellissimo quello che ha detto Vanzella, tanto è vero che io cerco sempre, quasi tutte le mattine, se non tutte le mattine voi lo sapete, di difendere i giovani, perché sono questi. Il problema è che non li vediamo. Quando vediamo queste lauree magari anche riprese, far sentire, non si vede mai niente, non si sente mai i genitori, gli addetti ai lavori, diciamo, ma se no di questi bravi ragazzi che si impegnano, che cercano di essere anche ottimisti in un mondo che si fa anche fatica a essere ottimisti guardando dalla loro angolazione, eppure ci credono, li ho avuti anch'io. Una ragazza mi ha detto: vedrai Mirella che un passetto a volta ce la faremo, siamo noi il futuro. Passetto perché sono anche ottimisti, sono anche bravi, però cosa ci fanno vedere i cattivi esempi? Sono tutti delinquenti, drogati, bevono, sono sul divano. No, non è così, assolutamente. Giuseppe Vanzella l'ha detto questa mattina, ma penso lo possa dimostrare anche Roberto Camerin col lavoro che fa. Figli. Ci sono giovani che lavorano, ci mancherebbe altro. Prego, Camerin. Sì. Io ho 6 figli, quindi dopo preciso con tutti con la stessa moglie, non voglio cambia niente. Qui, no, ma nel senso che uno ti dice. E cosa volevo dire? I giovani, è vero, hanno il futuro e sono tutti molto ottimisti, è vero. E quindi bisogna cercare di accompagnarli in questo mondo che è difficile, secondo me, molto difficile, e stare a fianco a loro. Il discorso della politica che ho fatto prima, no? Diceva, cioè, è un po' una delusione che è interna mia, perché la politica è vera, è una vocazione e quindi tu devi dare il massimo. Solo che in questo contesto che abbiamo, la politica, che sia di destra o di sinistra, ha preso un grigiore, un unico colore che non ha più valore. Se vogliamo
tra le righe, io voglio dire, venga fuori qualche politico, qualche personaggio nuovo che sia illuminato e che ci dia la dignità che meritiamo. Questo è, perché la politica è una vocazione, è un'arte, è una cosa, solo che adesso si stanno perdendo i valori e tutto per i soldi, come ha detto lei. Allora andiamo a vedere anche questa copertina del libro del Maggiore Francesco Caccetta. Maggiore, finalmente ha deciso anche lei di scrivere un libro, perché ormai, ecco, sono pochi quelli che non lo scrivono, però è importante perché rimane una testimonianza, una testimonianza scritta. Prima Caccetta, poi sentiamo Vanzella. Prego, Maggiore. Sì, in realtà questo è il mio sesto o settimo libro su argomenti simili. Ho scritto anche 2 libri che riguardano i pericoli di internet per i minori e per i giovani e anche per gli adulti. E questo è un libro che un po' un libro critica, nel senso che questo progetto del controllo di vicinato, che nasceva come un recupero della coesione sociale per fare in modo che i cittadini potessero in qualche modo riprendere uno stile di vita diverso rispetto a quello che è attuale, di cui stavate parlando ora. Però come al solito poi interviene la politica, interviene lo Stato e manovra anche queste iniziative dei cittadini, le stravolge e a volte inficia tutto. E quindi questo mio libro, l'ultimo che ho scritto, questo sul controllo di vicinato, è un po' un manuale dove faccio un po' di autocritica, anche perché io sono quello che ha inventato il progetto e quindi faccio autocritica e cerco di capire dov'è che non sta funzionando. E poi parlo appunto dei problemi che sono scaturiti negli ultimi anni per una cattiva interpretazione della politica. Mi vorrei agganciare al discorso che stavano facendo adesso Camerin e Vanzella, proprio per dire che è tutto vero. La politica, Platone ci insegnava, no, che la politica è la tecnica regia, quindi dovrebbe essere il massimo delle tecniche utilizzate dagli umani. Il problema qual è? Che in politica adesso è giusto che noi dovremmo avere degli illuminati, però il problema è che la politica adesso ha un circuito chiuso. Quindi non si entra se non si fa parte di certe lobby, se non si fa parte di certi circuiti. Bravo. E quindi conosco molta gente illuminata, ma che non riesce a entrare a fare politica perché non la fanno entrare da nessuna parte. Quindi è un circolo vizioso, purtroppo. No, a parte che non li fanno entrare, cercano anche di segarli. Se uno è bravo, viene segato immediatamente, perché il bravo non deve andare avanti. Questa è la verità. Per questo siamo un paese in queste condizioni, perché non hanno premiato la meritocrazia, perché il potere devono tenerle le segreterie. Vi sembra che cambino la legge elettorale? Sono anni che ne parlo, ma nessuno la vuole cambiare. Perché? Perché se cambiano la legge elettorale le segreterie perdono il potere, e là è il grande problema. Però io sono convinta di fare come i cinesi, sedersi sulla sponda e lasciare che il nemico passi. Prima o poi passeranno, no? Perché non saranno mica eterni, anche se molti pensano di esserlo, perché i giovani hanno bisogno di risposte. Io sono convinta che veramente cercare di investire, Vanzella, sulla cultura, ecco, sarebbe solo un bene per tutta l'umanità. Ecco, investire sulla cultura, sull'arte, perché li abbiamo visti i giovani che suonano, che dipingono, che creano, sono dei creativi, però se non glielo lasciamo fare, diamo loro la possibilità, non lo sapremo mai. Prego. Ma noi abbiamo visto i musicisti, ma abbiamo visto questo ragazzo che si è laureato, tanti altri in tanti settori. C'è gente che lavora, cioè per quanto uno nasce illuminato, nasce con grande disponibilità, deve studiare, deve prepararsi. Noi invece viviamo la filosofia, per esempio, del gioco del calcio, dove uno nasce capace per sua fortuna, nasce con la camicia e a 16 anni già diventa un mito per la gente, per tutto, e dietro non ha un minimo di preparazione su niente. Invece noi dobbiamo dare spazio alla cultura di chi, come si dice, tra virgolette, si fa il mazzo per riuscire a diventare quello che diventa, dove si deve preparare, deve studiare, deve essere conscio di quello
che sta facendo, perché internet per esempio, un grande strumento di ricerca, cioè l'essere umano non ha mai avuto a disposizione uno strumento come internet, deve trovarti preparato, tu devi arrivarci che hai la capacità critica di poter comprendere quello che stai vedendo e devi fare delle scelte, per cui assolutamente io dico bisogna dare spazio alla cultura in tutte le sue forme, non che la poesia non dà da mangiare, non è assolutamente vero, e poi non è neanche importante. Io conosco tantissimi che sono degli artisti straordinari in tanti settori, dei letterati di altissimo livello che non hanno mica redditi straordinari, però loro fanno quello per cui si sentono predisposti, e questo è una cosa sulla quale io sono convinto bisogna spingere i giovani. Tu non devi cercare solo di arrivare ad avere la macchina, avere le borse griffate, avere soldi, denaro. Tu devi partire per cercare di realizzare quello che sei, perché siamo tutti uguali ma siamo tutti diversi, e per cui se tu hai delle caratteristiche, queste devi cercare di perseguire con l'impegno, ma tu devi abituare queste persone all'umiltà dell'impegno. Però c'è un però. Io direi che sarebbe ora di mettere i ragazzi nelle cattedre e gli altri ad ascoltare, che siamo noi, perché siamo sempre noi nelle cattedre, noi giudichiamo. Questi ragazzi, tra i quali, voi lo sapete, ve l'ho già raccontato, ma volevo dirlo anche ai miei ospiti, famoso un ragazzo che detto Maranza, perché adesso hanno anche l'etichetta, sì. Perché la prima cosa noi mettiamo l'etichetta ai ragazzi. Allora io invece mi fermo con questi ragazzi e la prima cosa ho detto: guarda che bello che sei, che bene che sei vestito. Mi guarda e fa: sei la prima che me lo dice, e intanto io te lo dico perché personalmente mi piaci. La prof questa mattina mi ha detto: vai a casa e cambiati, guarda in che condizioni sei. Il problema è che me li sono creati io questi vestiti. Allora capite che se questo è, non dico tutti per carità, perché ci sono degli insegnanti, dei docenti bravissimi e non ci piove, però voi capite che quando a un creativo, perché lui per me è un creativo, viene detta questa parola, già questo ragazzo sente l'umiliazione, il disprezzo. E tu dimmi come si pone questo ragazzo in quella giornata poi in particolare. Ecco che la rabbia diventa aggressività, magari per un niente, perché in qualche modo la devi sfogare la rabbia, sfogavamo anche noi. Infatti ho ricevuto una telefonata che ha detto: vi ricordate i nostri 20 anni? Anche noi eravamo così, non è che sia cambiato il mondo. Diversamente. Ecco, però eravamo così. Il problema adesso è capire come combattere questa aggressività. Io dico che dobbiamo combatterla con la cultura, con la bellezza e con l'armonia. Ad esempio le case Camarin, a me non piacciono, scusami Camarin, ma io trovo orribile le nuove costruzioni, quasi tutte, non tutte. Ecco, io ho avuto un professore di Padova che veramente che si occupa poi di ambiente, mi ha dato ragione, anche lui condivide. Il professor Montecchi ha detto: hanno copiato dai magazzini. Hanno fatto i magazzini e ci mettono dentro i magazzini. Ma l'armonia perché è sparita? Possibile che la sicurezza non sia armonia? Prego Camarin. Allora, posso riallacciarmi ai giovani, certo, che mi interessa, perché i giovani li devi ascoltare e quindi fin dall'inizio parlavo di accompagnarli ma anche di ascoltarli e vedere anch'io ho una figlia, la seconda figlia, che ha scritto 2 libri, ne sta scrivendo un terzo, e la sua vocazione l'ha capita il professore di seconda media, che ha detto: questa deve scrivere. Io l'ho sempre incentivata eccetera, ma alla fine ne è venuto fuori, quindi bisogna saper ascoltarli e cercare di accompagnarli nella loro vocazione, giustamente non perseguendo i denari ma perseguendo se stessi. Questo è fondamentale, quello che ha detto il professore. È perfetto, è quello che dobbiamo fare, perché non è il denaro, vale denaro, non vale niente. Mentre per quanto riguarda la costruzione,
Allora, io devo spezzare una lancia per quelle costruzioni, perché dobbiamo essere efficienti da un punto di vista energetico, dobbiamo avere tutte le tecnologie. E dove le metti queste tecnologie se non le metti sul tetto, che devono interagire con il corpo, perché pannelli fotosolari, solari, eccetera. Tutta sta roba qua, dove la metti se non la metti nel tetto? E quindi è meglio avere un tetto piano. E quindi sì, però ci sono anche le alternative. Io vi ho fatto vedere, ci sono i restauri dove... Non so se abbiamo delle foto, no, la regia, ma non credo. Le ho qua, le ho portate così. Ne prenda una intanto, ecco. Camerin, che vediamo, la inquadriamo. Che così... Questo è un restauro. Prendo io, che così lei parla e io faccio vedere. Allora, iniziamo dai cubi che la Mirella odia. Andiamo a vedere, prego Camerin. Quello è un restauro. Andiamo a un ibrido, cioè a un compromesso, non un ibrido, un compromesso tra restauro e come si può dire, il rispetto di quello che era dell'antico e l'efficienza energetica. Quindi bisogna demolire qualche palazzo se vai avanti e cercare di costruire un minimo di tetto piano, che lo vedete in cima, un minimo di tetto piano dove ci sono tutte messe le tecnologie che devono portare questo edificio, che sarà in NZEB, che è il massimo dell'efficienza energetica. Dopo è chiaro che questo qua costa un botto, ma però sì, si rallacciamo al discorso di prima. Case popolari, vero? No, qua siamo tutto all'opposto. Ecco, dopo anche guardate la bellezza. Tecnologia, eccetera. Però per quanto riguarda l'edilizia nuova, io sono d'accordo che questo cubismo, però ce l'abbiamo dagli anni 30, non è che razionalismo, non è che è venuto adesso, l'abbiamo preso, fatto nostro, perché non sapevamo e non sappiamo dove mettere la tecnologia, dove mettere tutte le macchine e mascherarle in qualche maniera, no? Questo è, dovete perdonarci, ma questo è un compromesso che dobbiamo accettare. Però dobbiamo perdonarli, al momento è così. Poi io sono convinta che qualcosa uscirà. Sì, Lorenza da Mestre, vai Lorenza. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Senta, io volevo in riferimento al discorso dei ragazzi, no? Quando appunto prendono una piega che non va bene, purtroppo anche i genitori, cioè il contesto sociale parte sempre, secondo me, a mio avviso, visto che sono stata madre, sempre dalla famiglia. Dopo di conseguenza in automatico c'è la scuola. Io ho notato, quando ho avuto la fortuna e stavo bene, di andare nei Paesi Bassi. L'istruzione, la sanità era a carico dello Stato. Oggi come oggi, io ho una nipotina, praticamente sono in due che lavorano, per portare a iniziare la scuola in pancia, eccetera, hanno speso 450 euro, e non sono cose firmate, Mirella, 450 euro di spese per la scuola. Io mi domando, lo Stato italiano dove sta? Visto che siamo carenti anche a livello di insegnamento, eccetera, perché chiaramente parlano di mettere un psicologo all'interno delle scuole, eccetera, eccetera, eccetera. Ma bisognerebbe un attimino anche prendere i vari organi competenti, i quali i competenti sono la famiglia, in che contesto vivono, dopodiché la scuola, i tipi di insegnanti che sono utili. Un'altra cosa, e poi mi taccio, un'altra cosa importante, questi ragazzi, questi maranza, eccetera, è chiaro che parte alla fonte un disagio a livello affettivo, secondo me, perché se tu non dai una garanzia a tuo figlio a livello affettivo, a livello di dialogo fra genitori e figli fin da bambini, questi sono allo sbando. Totale. Grazie Lorenza, devo andare assolutamente in pubblicità. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire al signore dell'edilizia, Roberto Camerin. ecco, il signor Camerin,
quel 110% è stato dato a chi aveva già tanti soldini, non a quelli che realmente dovevano mettere a posto la casa, perché ho preso il mio geometra che mi dicesse cosa dovevo presentare per fare la ristrutturazione. Mi sono rifiutata. E sono rimasta con la mia casa come era prima, perché c'erano dei cavilli, burocrazia, soldi spesi, e dopo andava a finire bene, come abbiamo visto, ne hanno usufruito gente che non aveva bisogno. Il 110% non è stato dato a chi aveva tanti soldi. Grazie, arrivederci, buona giornata. Grazie Nadia. Camerin? Allora, io non sono tanto d'accordo, perché sono d'accordo per perché molta gente ha fatto confusione e molti soldi sono stati persi, però io personalmente, posso parlare io, abbiamo fatto 600 appartamenti riqualificati e tutti i condomini dell'INAIL, tutti i condomini da 60, 70 appartamenti eccetera, 180 a Motta di Livenza, quindi un Bronx, la soddisfazione è che li abbiamo visti rivivere. Infatti ogni tanto me ne vado, vedo, e adesso... Ma perché non fanno vedere queste cose che rifanno? Cioè io continuo Nadia ha ragione, perché non sa. Cioè non sa, e lei giustamente dalla sua parte dice... C'è un interesse, sì, esatto. Ecco. C'è un interesse perché effettivamente quei soldi là del 110, se devo dire, ce ne sono, sì, perché le truffe comunque esistono dappertutto e non c'è niente da fare. E la burocrazia. E la burocrazia, esatto. Ma se tu ti impegni e le fai come li abbiamo fatti noi, io tra l'altro rappresento un consorzio di imprese che ha lavorato per questo e l'abbiamo costruito per questo, serie, tutte ditte serie, le abbiamo fatte e portate a termine. Lì non c'è un problema su neanche uno, li abbiamo fatti e adesso la gente... Ferma, però Camerin, lei è una persona seria e a me fa piacere invitarla, perché abbiamo bisogno di questi imprenditori. Però lei capisce che uno basta che vada alla Camera di Commercio e si apre la partita IVA in una giornata. Calma. Allora, la Nadia o altre Nadie che non sono esperte, si presenta sto signore con le carte in regola e dice: tu dammi i soldi che io ti metto a posto tutto. Nadia naturalmente si fida, perché la partita IVA è tutto in regola, è a posto, e ciao i miei soldi. Capisci, Camerin, che non è colpa della Nadia, la Nadia non ha colpa, certo. Ma è il sistema che è stato messo in piedi che è marcio. Di controllo. È marcio, no, ma che controllo? È marcio il sistema, Camerin. Abbiamo un sistema marcio. Sentiamo cosa ne pensa, soprattutto un carabiniere. Abbiamo la fortuna di avere il maggiore dei carabinieri, perché bisognerebbe ci fossero dei controlli seri. Ma come, se io vado alla Camera di Commercio, mi apro la partita IVA e mi metto nel gioco, e nel gioco succede questo. Maggiore, perché io volevo anche dirle questo, poi vediamo se vuole rispondere anche a questa domanda, mi farebbe piacere. Ma questo controllo di vicinato non è che vizi un po' il politico che continua a dire: beh, ma tanto si arrangia, perciò io posso anche stare fermo perché loro si arrangiano. Invece io ho visto, Maggiore, che a Mogliano, e qua devo dire complimenti al sindaco e al vice sindaco di Mogliano, hanno messo una macchina che gira tutta la notte continuamente per cercare di vedere chi arriva, chi non arriva, le macchine sospette, le persone, e funziona alla grande, una macchina, naturalmente col controllo del vicinato anche, però c'è una macchina che gira. Cioè è possibile che ci voglia la luna? Perché adesso io le faccio vedere questo servizio, se io per caso incontro questi personaggi per strada, magari intanto che sto facendo il controllo di vicinato, e lei l'ha anche accennato prima, Maggiore, la ringrazio, non faccio niente, ma questi mi aggrediscono lo stesso, anche se sono fermo. Andiamo a vedere questo servizio per capire cosa sta attraversando questo delitto Tominaga. Andiamo a sentire.
La Procura di Udine rinuncia all'impugnazione della sentenza di condanna di Samuele Battistella, Daniele Vedam e Abdallah Jouma per l'omicidio preterintenzionale di Li Shinpei Tominaga, il primo, per le lesioni a Giuseppe Venturini e all'operaio ucraino Alexander Petrov, gli altri 2. Lo riferisce il procuratore capo Massimo Lia. Nel processo celebrato con il rito abbreviato davanti al GUP Roberta Paviotti, Battistella è stato condannato a 12 anni per l'omicidio preterintenzionale e le lesioni a Venturini e Petrov. Anche Vedam e Jouma, difesi rispettivamente dagli avvocati Tino Maccarrone e Guido Galletti, hanno rinunciato all'appello e per questo si avviano a ricevere un altro sconto di pena di 1/6. L'unico a ricorrere rimane Battistella, difeso da Stefano Arrigo, che contesta il calcolo e quindi l'entità della pena e l'aggravante dei futili motivi. Il pubblico ministero Laura Collini aveva chiesto il riconoscimento del concorso morale per Vedam e Jouma nell'omicidio preterintenzionale, in quanto protagonisti con Battistella del pestaggio ai danni di Petrov in via Sarpi, evento da cui era iniziata la catena chiusa tragicamente con il pugno di Battistella al volto di Tominaga, la caduta del giapponese e la morte in seguito alle gravi ferite riportate battendo il capo a terra. Il fatto avvenne nella notte tra il 21 e il 22 giugno del 2024 nel buonissimo kebab di Via delle Pelliccerie. Tominaga morì 3 giorni dopo in ospedale a Udine, dove era arrivato in condizioni già disperate. La tesi della procura non aveva retto davanti al tribunale del riesame, che aveva escluso il concorso morale di Vedam e Jouma, affievolendo le misure cautelari, e in Cassazione a cui si era rivolta il pubblico ministero impugnando la decisione. E non ha retto neanche nell'udienza davanti al GUP Roberta Paviotti, che ha condannato a 12 anni Battistella e a 2 anni solo per le lesioni Vedam e Jouma. Allora, Maggiore Caccetta capisce che c'è anche questa paura perché sono di una violenza inaudita, tu cammini tranquillamente e questi ti aggrediscono, ma con una violenza. Sono stati segnalati, strasegnalati, giustamente Roberto Camerin diceva, ma i carabinieri cosa possono fare se non gli danno gli strumenti maggiori? Perché fin là potete arrivare, 12 anni ucciso una persona, io non so ma cosa sono 12 anni rispetto alla vita di una persona, ecco non si riesce a capire veramente. Poi la gente, come dice Beppe Vangella, ecco, comincia a dire ma cosa faccio? Tanto fa manco anche andare a votare, poi tanto non conto niente. Ecco, questo, non conto niente, non serve a niente, perché è quello che sento che mi dicono. Maggiore cosa dice? Questa violenza che lei conosce molto bene di persone strasegnalate. Sì, allora intanto voglio fare una precisazione che io non parlo a nome dell'Arma dei Carabinieri, questo deve essere scontato. Sì. Parlo per la mia esperienza personale che ho sviluppato anche all'interno dell'Arma dei Carabinieri per 42 anni. Quindi fa parte un po' del paradigma della nostra società la violenza. In questo momento siamo messi così. Sicuramente c'è stato un allentamento dei sistemi di repressione da parte dello Stato per una serie di motivi che qua ci vorrebbe una giornata per parlarne, ne abbiamo accennati le volte scorse, quindi la scarsa presenza dei carabinieri e delle forze dell'ordine in genere nelle strade, perché sono diminuite i numeri, sono diminuiti gli arruolamenti. Le dotazioni ne abbiamo anche troppe, perché i carabinieri oggi, come tutte le altre forze dell'ordine, hanno lo spray peperoncino, hanno il taser, hanno la pistola, però il problema è che questi strumenti difficilmente possono essere utilizzati perché sono legati a una burocrazia anche lì terribile. Tant'è vero che abbiamo visto che l'ultimo carabiniere è morto l'ultimo giorno di servizio prima di andare in pensione, è morto perché sicuramente ha avuto delle esitazioni nell'usare la pistola d'ordinanza, perché poi aveva immaginato in quel momento qualsiasi tipo di ripercussione avrebbe potuto avere e quindi ha esitato, e quell'esitazione gli è costata la vita. E questo purtroppo sarà sempre peggio. E lo Stato se ne dovrebbe rendere conto che se i cittadini chiamano le forze dell'ordine è perché ritengono che le forze dell'ordine sono quelli che le devono difendere, ma se quando arrivano le forze dell'ordine sono aggredite al pari del cittadino e non si possono difendere, il cittadino dice ma che li chiamo a fare? Se poi alla fine vengono qui e armati, super accessoriati, non possono utilizzare niente. Ora sto esagerando, nel senso che non è vero che non si può usare niente, però mi metto nei panni dei miei colleghi, che io stesso ho avuto a che fare con queste situazioni, e mi rendo conto che in quei momenti, dato che l'esitazione è fatale e il tempo è pochissimo, però uno ci pensa, non c'è niente da fare, adesso ci pensi prima di fare qualche cosa, e questo è un danno enorme. E quello che sta succedendo, che prima diceva delle truffe,
Purtroppo se lo Stato continua a trattare la truffa in genere come un reato bagatellare, punito con una pena al massimo 3 anni, 5 anni se ci sono delle aggravanti particolari, ma è normale che ci provano tutti a fare le truffe, no? Sono molto più remunerative rispetto a qualsiasi altro tipo di reato. Poi le truffe, tra l'altro adesso con l'intelligenza artificiale dobbiamo stare proprio no attenti, ma super attenti, e non ce la faremo comunque, perché sicuramente tante persone rimarranno vittima di queste truffe. Quindi dovrebbero, secondo me, inasprire le pene per le truffe, cioè far capire anche a questi che hanno questo tipo di atteggiamento così violento. Lì parliamo di un reato, di un omicidio preterintenzionale, quindi significa che è andato oltre l'intenzione, magari quello gli voleva dare un pugno, non immaginava che quello moriva, ma in realtà l'avrebbe potuto prevedere che una caduta a terra rovinosa poteva ucciderlo. Ecco perché è stato condannato come reato preterintenzionale. Però sia la violenza sia il fatto di poter delinquere in qualsiasi modo con le truffe deriva dal fatto che non hanno paura delle conseguenze. Non hanno paura delle conseguenze, quindi questo è il problema. Se i reati gravi, come secondo me è grave la truffa, che è gravissima perché provoca dei problemi anche a livello psicologico, che a volte vanno a finire anche con il suicidio delle persone truffate, se il reato di truffa viene ancora valutato come un reato bagatellare, punito così a querela della persona, quindi neanche interviene lo Stato direttamente, bisogna che la persona, se non ha paura del truffatore, lo denunci, e quindi se continuiamo di questo passo sicuramente andremo sempre peggio, perché lo Stato è lontano 1000 anni luce dai cittadini e da quello che succede per strada, e soprattutto lontano dalle forze dell'ordine. Bravo. Molto Noi ci chiaro, sentiamo la ringrazio, abbandonati. ricevi i complimenti anche da Roberto Camerin e anche da Francesco, da Giuseppe Vanzella, penso, perché è stato chiarissimo, ecco, una persona che sa quello che dice. Guarda, se veramente qualcuno che è la politica non frena, non si andrà da nessuna parte. Abbiamo Roberto da Salzano. Ciao Roberto. Ciao, buona giornata. Volevo chiedere qualcosa all'imprenditore, fare delle domande. Mi sono accorto anche per esperienza personale che le costruzioni in questo momento sono aumentate in modo esponenziale rispetto a tutto il resto. Io sto cercando una casa per mio figlio e io abito in un paesino che ha 12.000 abitanti. Mio figlio vorrebbe comprare la casa all'alloggio dove abito io. Siamo andati a vedere e i costi sono esorbitanti, una cosa impressionante. Allora lui lavora a 20 chilometri da dove abito io. Ha detto: papà, guarda, vado a vedere questa zona quanto sono i prezzi. Allora, le costruzioni in quella zona sono 30-35% in meno. Quindi quello che diceva l'imprenditore, che la tecnologia ha portato a prezzi più elevati, non è vero. Perché io ho comprato un appartamento 10 anni fa nel mio paese, come appartamento era all'avanguardia, e tuttora, guardando gli altri appartamenti, non è che sia migliorato molto, non è che la tecnologia abbia portato negli appartamenti delle soluzioni molto diverse da quello che ho io. Il mio appartamento 10 anni fa l'ho pagato 180.000 euro, giusto? Se io vado a vedere in questo momento nella mia zona un appartamento simile, anche più piccolo, mi costa dai 2,40 ai 2,50. Non trovo una motivazione, ha capito? Perché le buste paga non sono cresciute, è cresciuto tutto, è escluso quello che potrebbe fare alle famiglie ad acquistare un appartamento. Sono convinto che oggi, come oggi, io la vedo così, non siamo in un paese democratico, siamo in un paese liberista, dove le leggi sono propense ad agevolare chi ha già i soldi. Perché guardi, io abito a Salzano, ecco, non ci sono problemi. Com'è possibile far pagare un appartamento, l'affitto di un appartamento di 60 metri quadri 950 euro? Pensate voi, 950 euro in un paesino. Quindi non ci sono controlli, nessuno controlla, ognuno fa quello che vuole, perché ti risponde: se non lo vuoi non vieni. Ma non ci sono Grazie Roberto, devo chiudere, se no non ce la faccio, e devo salutare anche gli ospiti. Molto chiaro, Camerin. Ma niente, allora, per quanto riguarda gli affitti, uno deve tener conto che è vero che saranno alti quello che sarà, però uno deve tener conto che uno ci deve fare manutenzione, le tasse, questo, e quindi ha fatto un investimento e quindi deve avere
un ritorno. Poi per quanto riguarda l'appartamento che ha preso lei a quelli che si fanno adesso, c'è un divario. Adesso io non voglio mettere un tavolo di discussione per questo, ma c'è un enorme divario. La dispersione che ha un edificio di 10 anni fa a quella che hanno adesso, a uno attuale, è completamente differente. Uno non ha più bisogno di nulla, tant'è vero che la normativa che è uscita è che tutti gli edifici adesso dovrebbero essere portati in NZEB. NZEB è A4 massimo, cioè deve essere autonomo, quasi in casa passiva. L'unica eccezione è che deve attingere magari da qualche altra fonte rinnovabile l'energia che spende, che deve avere in più. Quindi è tutto diverso anche nei materiali, eccetera, perché materiali che sono venuti fuori adesso non c'erano 10 anni fa. Ci sono le fiere. A casa non si fa più quei piede, tutti i pannelli. No, ma ci sono le fiere a Bolzano, ho visto tutti a Bolzano, a Bologna, basta andare a vedere ormai i materiali, i produttori di materiali sono di tutto, da quelli bio, che chiamiamo bio a Bolzano, agli altri, ma tutti quanti validi da un punto di vista di trasmittanza del coso. Quindi bisogna accettare questa cosa qua, e dopo una volta le imprese si tiravano per il collo, ecco, e questo ci tengo a dirlo, le imprese non vanno tirate per il collo e quindi i prezzi magari bassi, eccetera. Tutti gli operatori che lavorano in cantiere Murer, non è l'ultimo della società, deve avere il suo stipendio dignitoso e pretendere che il suo lavoro sia fatto bene. No, ha lavorato male. Prima dobbiamo pagare anche la manodopera specializzata e dare la soddisfazione in tutto. Questo, ecco i costi, no? Camerini, in Italia noi altri paghiamo il CEO, che magari fa fallire l'azienda, invece di pagare l'operaio, che è quello che tiene in piedi l'azienda, perciò funziona così. Allora, quello che volevo chiedere invece a Giuseppe Vanzella, rivediamo le foto, perché fanno molto pensare. Questi che vediamo sono dei personaggi che Mirella definisce gli ultimi. Però noi avevamo rispetto di questi ultimi, parlavamo con loro, scherzavamo con loro fino a un certo limite, però facevano parte di quella che era la nostra quotidianità. Adesso quello che manca è proprio il rispetto quando usciamo di casa, non tutti, ma una buona parte, che ognuno si fa le proprie regole. E questo non va bene, perché poi anche le fragilità pagano le conseguenze di questo poco non rispetto. Molti dicono è un ignorante, per dire che si era comportato sotto fase, un ignorante. No, non è proprio così. Quanto importante invece può essere la cultura anche per far capire il rispetto che tu devi avere quando esci al mattino delle persone che incontri, anche se sono gli invisibili, più fragili, perché le cose non stanno andando bene. Io ho avuto le mamme sabato con i loro ragazzi, penso di essere una delle poche trasmissioni che invita questi ragazzi diversamente agili, come li chiamo io, li faccio parlare, salutare questa mamma che si sente dire da Valentino, da questo ragazzo: sai mamma, ti voglio tanto bene perché sei proprio brava. Questa mamma inizia a piangere, ma sono lacrime di gioia, perché questi ragazzi, ecco, anche nel lavoro, Camerin, non ci siamo perché non vengono assunti, perché hanno paura della diversità, hanno il terrore, perché culturalmente non siamo stati preparati a questo. Lo dicono i sindacati, la legge c'è ma non viene applicata. Vanzella, quanto è importante invece far capire alla politica che la cultura è fondamentale quando tu pianifichi, quando tu cerchi veramente di fare del bene al tuo territorio, investire sulla cultura, sull'arte, sulla bellezza. Sì, come dicevo prima, la cultura è uno dei pilastri della società, anche dal punto di vista del rapporto umano, perché aiuta a comprendere un po' tutto quello che è il mondo, tutte le sue caratteristiche e diciamo la scala di valori che si possono fare è una scala che deve essere improntata su delle caratteristiche che non sono legate solo a quello
a quello che sei o quello che hai, perché io da buon ateo mi rifaccio a San Benedetto che diceva: quel giorno che tu te ne andrai da questo mondo non ti porterai dietro quello che hai avuto, ma ti porterai dietro quello che hai dato. E allora in questo modo io penso che tutto quello che rientra in un ambito che, con una parola anche grande, dico, con un concetto che definisco metafisico, cioè al di là della realtà, noi dobbiamo capire che noi siamo degli esseri umani, siamo degli Homo sapiens su questa terra, però dobbiamo vivere con le nostre caratteristiche che sono trascendentali, al di là delle cose reali, per cui il rapporto con le persone, la nostra umanità, il nostro modo di concepire quello che è il passato, quello che è il presente, che ci possa portare verso il futuro e verso gli altri, è un fatto assolutamente preponderante. Purtroppo la velocità con cui il mondo è cambiato ci ha distolto da questo concetto. I valori, che sono anche i valori. I valori etici dovrebbero essere fondamentali, perché io vedo, ritornando un po' quando ero giovane, quando mi occupavo un po' di politica, che pensavo che tutti quelli che facessero la politica allora erano dei nemici da combattere, però adesso col senno di poi mi rendo conto che loro erano trascinati da un'etica che gli faceva fare quello che loro pensavano che fosse giusto. Allora andiamo a vedere ancora la copertina del Maggiore Caccetta. Maggiore, come ci saluta e soprattutto cosa vorrebbe dire alla politica Maggiore? Prego, andiamo a vedere il libro, eccolo qua. Prego Maggiore. Allora, intanto vi ringrazio per avermi ospitato in questa trasmissione, saluto gli ospiti, Camerin e Vanzella, e devo dire che l'unica carta che ci possiamo giocare, come giustamente stava dicendo adesso Vanzella, è la cultura, perché in un mondo dove i giovani sono bombardati dai media e da internet, dal digitale in genere, saper fare in modo di poter sviluppare lo spirito critico, che è solo con la cultura che si può fare, è l'unica soluzione che abbiamo per avere dei futuri dirigenti e dei futuri politici che comprendono veramente la società com'è, anche perché i valori cambiano, è inutile che ci attacchiamo ai valori nostri che ormai non ci sono più, bisogna capire che i valori cambiano e bisogna adeguarci e fare in modo che però i giovani sappiano scoprirli, questi valori nuovi, e metterli in atto. Grazie, grazie veramente Maggiore. Francesco Caccetta è stato con noi, prendete questo libro, leggetelo, è molto importante perché dobbiamo rimboccarci le maniche, il controllo è vicinato, se va avanti così dobbiamo farcelo noi tutto, perché la politica andrà sicuramente da un'altra parte, visto gli investimenti che stanno facendo. Abbiamo Mirella da Riese, poi saluto gli ospiti, veloce Mirella. Ciao Mirella e ai suoi ospiti. Allora io nel 1960 ho lavorato più di 10 anni a Mogliano Veneto di commessa da miei zii. Ecco, e mi ricordo che di notte passavano i carabinieri e mettevano un biglietto sotto il portone, ecco, che sono passati di notte, e questo ci vorrebbe i carabinieri che andassero in ogni casa, specialmente quelle isolate. Grazie Mirella, grazie, anche Mirella ha dato un supporto, anche lei, forse erano i metronote più che i carabinieri, si parlava del bigliettino sotto la porta, ma erano convenzionati naturalmente, però giustamente più controllo ci vorrebbe. Vanzella, come ci saluti? Allora, io saluto con questo, che il poeta francese Arthur Rimbaud, uno dei più grandi poeti francesi della fine dell'Ottocento, che scrisse l'opera famosa che tanti conosceranno, non pretendo che lo conoscano tutti, Una stagione nell'inferno, smise di scrivere poesie a 18 anni per andare in Africa e viaggiare in Africa, cioè lui è uno dei più grandi poeti dell'Ottocento e smise di scrivere le poesie a 18 anni, per cui il concetto è questo: largo i giovani perché il futuro è solo loro, noi possiamo dare una mano, e io che non ho figli
Al contrario, dividiamo. Di Camerin, Trilus direbbe Veloce. che abbiamo 3 figli a testa. Esatto. E il futuro è loro, e per cui bisogna avere la più grande consapevolezza di Roberto Io- Camerin, un saluto veloce. Velocemente voglio dire che aiuta i giovani, e sono d'accordissimo per i giovani, però bisogna anche cambiare, ci sarebbe cambiare il linguaggio. Lei che è uno scrittore, il linguaggio deve essere molto più dolce, molto più gentile, molto più verso la dignità, perché ci sono troppe parole, parolacce e atteggiamenti che incitano, anche senza volerlo, la violenza. E secondo me bisogna cominciare a avere un'etica di comportamento e di linguaggio, secondo me, che tutti quanti, Compreso dal Parlamento. sì, compreso dal Parlamento, che calmi e che faccia capire che la vita è bella così. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Avete sentito che musica, e ringrazio veramente tanto il maestro Giuliano Carella, direttore dei Solisti Veneti, che Mirella vi fa ascoltare quasi tutte le mattine, perché trovo che svegliarsi con una buona musica, ecco, con questa meraviglia che abbiamo la fortuna di avere in Italia, perché la musica è nata in Italia, solo che non è abbastanza supportata, e i ragazzi invece lo stanno dimostrando, anche se qualcuno di loro o molti di loro piace altra musica, ma sempre musica è, perciò vuol dire che la musica è molto importante. Sentiremo cosa ne pensa, e saluto anche il professore Eugenio Manzato, uno storico. Grazie professore di essere qui, perché parleremo proprio di questa storia che coinvolge il popolo italiano, che coinvolge soprattutto la bellezza, l'arte fatta di tante sfumature, e non sono sfumature grigie, sono sfumature bellissime con dei colori esplosivi, i teatri, le voci, gli strumenti, la pittura. Abbiamo talmente tanto, ma talmente tanto, che riusciamo a rovinare anche il tanto. Ne parlavo prima con un imprenditore edile che io odio i cubi, non ce la faccio, li odio. Ma perché li odio? Perché sono calati in un contesto che è la nostra Italia, i nostri paesaggi, che sono talmente belli, che stridono. Non c'è niente da fare. Allora, inizierei proprio dal professor Manzato. Ma la storia, possibile che non insegni niente, che continuiamo a vedere cose che non vogliamo sentire, vedere, che sono proprio le guerre, gli sfregi, ecco, queste costruzioni, questo decadimento morale anche su chi invece dovrebbe capire che vive sul paese più bello del mondo? Ecco, proprio a proposito dei cubi, anch'io detesto queste nuove costruzioni che vanno a sostituire, penso a Treviso, mi sono battuto insieme con il compianto Paolo Del Giudice, grande artista ma anche grande cittadino, no? Che si batteva per le cause, per salvare il Novecento, perché il Novecento ha dato, no, nell'evoluzione del secolo, fin dopo la guerra, ha dato delle architetture straordinarie. No?
che noi adesso vediamo sostituite da queste cose senza disegno praticamente, senza gusto. Parlavamo prima col maestro, mentre eravamo in attesa, di come questo straordinario patrimonio storico-artistico che abbiamo in Italia, io mi reputo fortunato di essere italiano e credo che siamo fortunati noi italiani a vivere in un ambiente come quello che abbiamo, dove abbiamo questo patrimonio artistico sparso in tutto il territorio, anche nelle campagne, non concentrato nelle città, nelle corti come succede in altri stati, ma proprio spalmato sul territorio. Tutta questa bellezza, pensiamo alla gente che va in chiesa, nelle nostre chiese, costruite, sono delle architetture armoniose, abbiamo delle opere d'arte straordinarie. Io sono di Quinto, abbiamo un capolavoro di importanza mondiale, la Pala del Lotto nella chiesa di Santa Cristina. Vediamo anche la foto che ha mandato il professor Manzato, così poi vediamo anche le foto, prego. Queste cose sono qua andiamo a parlare. Poi andiamo a parlare del monumento ai caduti. Prego, professore. Si sedimentano anche inconsciamente, così, e dopo le persone le esprimono anche nel quotidiano, nel modo di tenere la casa, la cura che si ha del giardino, il modo in cui si prepara la tavola, il modo in cui ci si veste. Il Made in Italy discende da qui, da tutta questa bellezza che abbiamo accumulato Armonia, nella nostra storia. Eleganza. Nella nostra storia, per cui io rifiuto questo che non è altro che speculazione. Non si fa più urbanistica, non si fa più architettura, è diventata pura speculazione economica. Allora, l'impresario Roberto Camerin, che avevo prima di voi ospite, ha detto che devono fare queste costruzioni, questi cubi, perché devono dare la massima garanzia di sicurezza e questa sicurezza la devono mettere sui tetti. Perciò, per avere le case sicure anche energeticamente, devono mettere questi tubi sui tetti e da là non scappi. Allora io ho detto, sarà il momento, come dice il professor Manzato, che avremo questi cubi, però io sono convinta, siccome andiamo anche sulla Luna, che arrivi qualche illuminato che invece di mettere questi tubi sui tetti metterà da un'altra parte, perché non è possibile, dicevo anche prima, in un paese talmente bello, ma talmente bello che noi forse non ci rendiamo neanche conto, come dice lei, da nord a sud, da est a ovest, qualsiasi paesetto è talmente di un'armonia che quando ti becchi sto cubo in mezzo dici no, questo no, eppure l'hanno fatto perché per la sicurezza, diceva giustamente Camerin, noi siamo costretti a fare le case in questa maniera. Maestro, cosa ci vuole dire? Abbiamo sentito questa musica bellissima, questi solisti, questi ragazzi che veramente amano questi strumenti, amano e soprattutto anche eseguire tutti assieme questa squadra meravigliosa con queste note stupende, ma c'è un lavoro a monte, c'è il lavoro della famiglia che supporta questo che è indispensabile, c'è il supporto della scuola anche in parte e poi arrivate voi. Ecco, cos'è che manca? Perché è stata chiusa un'orchestra qui a Treviso, non so se gliel'ho già detto, sì. Lei lo sa. Sì. Sinfonie di un dono che abbiamo anche sentito e io ho avuto questi ragazzi ospiti e per loro è stata un'umiliazione, un dolore enorme che ancora non passa. Anche il maestro Pavan ha detto non si poteva chiudere questa orchestra, non si doveva chiudere. C'è qualcuno, maestro, che forse dovrebbe essere più illuminato, perché noi portiamo avanti i giovani questi immaranza, questi paroloni che hanno messo, invece di far vedere questa che è la realtà. Questa ragazza intervistata che dice, lei suona questo strumento bellissimo e dice amate lo strumento, qualunque sia lo strumento, amatelo perché è importante. Ecco, cosa vuol dire amare lo strumento che tu hai deciso di suonare per poi diventare in futuro magari un grande maestro?
Beh, amare uno strumento, amare la musica è un sentimento di grande profondità e io mi permetto di dire anche di grande arricchimento personale. La chiusura di un'orchestra è sempre un fatto tristissimo, che al di là di quella che è, come dire, l'annullamento di un ideale importante, rappresenta anche una sconfitta per tutti noi. Perché sarebbe bello avere delle orchestre dappertutto. Una cosa che poi ritornando al discorso dell'architettura, io fondamentalmente sono un ottimista e un fiducioso. Io spero che l'architettura, grande arte, della quale noi veneti siamo difensori in maniera molto particolare, trovi le strade per continuare un discorso artistico e tecnico che è alla base del nostro vivere, perché l'architettura è vivere, come la storia è vivere, come la musica è vivere. E voglio dire una cosa, c'è nel Veneto un grande risveglio di attività di cori più o meno amatoriali. Io trovo che questa sia una cosa non bella, bellissima, perché il fatto di stare insieme, anche in un piccolo centro, per cantare insieme, per preparare le funzioni religiose o il concerto annuale della sagra, è una cosa straordinaria ed è in questo senso che le istituzioni dovrebbero aiutarci, perché lei giustamente ricorda che cosa porta questi ragazzi, che tra l'altro io vorrei dire una cosa, i ragazzi qualche volta noi tendiamo, se ne parlava prima con il professore, non è giusto negativizzare la gioventù, ci sono tanti bravissimi giovani che sono bravi e, per esempio lei parlava del rapporto con uno strumento, noi l'ultima musicista entrata nei Solisti Veneti è una padovana, Chiara Volpato Redi, che finisce i propri studi, fa il proprio magistero quest'anno e non l'ho ancora fatto, lo farà a giorni. E questa ragazza, come i ragazzi che studiano in conservatorio, sono degli esempi bellissimi di questo entusiasmo, di questa dedizione. E il fatto, riallacciandomi al discorso di prima, di legare l'arte, la palla di lotto che troviamo a Quinto con gli affreschi di Veronese che sono a Maser, non parliamo di quelle che sono le magnificenze di San Marco, delle grandi città, del Teatro Olimpico, di Padova che è una città piena di opere d'arte. Basterebbe la Cappella degli Scrovegni non è che devi fare chissà quanta strada. Ed è vero che tutte queste cose incidono sulla nostra sensibilità. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, volevo fare una considerazione, domanda al tuo ospite storico, no? Che parlava che in Italia prevale la speculazione sul discorso dell'edilizia, no? Ecco, io penso che non sia solo speculazione ma anche un altro motivo. Cioè, io quando vedo in televisione lo skyline di Milano, cioè quei grattacieli nuovi, a me viene sempre da pensare ai grattacieli di Londra, delle città americane, cioè in Italia purtroppo abbiamo perso nelle nuove costruzioni la primazia culturale italiana, ma viene costruito degli edifici nuovi che ripropongono e scimmiottano delle culture esterne a quella italiana. Adesso prima faccio riferimento, io sono di Rovigo, quindi Adria e Rovigo, ci sono dei rioni nei quali ci sono delle costruzioni dell'inizio Novecento, no? Di stile Liberty, sentivo dire, no? Che sono veramente belle. Ecco, stile Liberty non è uno stile italiano, però si vede chiaramente che quando hanno eretto quelle ville, no? C'è stato uno sforzo di tenerle collegate al restante della città. Cioè uno vede chiaramente una villa, un palazzetto che non ha nulla a che fare per esempio con Medioevo, ma trova una continuità, un'evoluzione, una ricerca di continuità col passato. Se uno invece guarda i grattacieli di Milano, io non vedo nessun legame di continuità tra questi grattacieli che hanno delle forme incredibili e la precedente città. Per me, ecco, quello che rovina le città italiane
non è solo la speculazione, ma anche il fatto che abbiamo rinunciato alla primazia della cultura italiana e di cercare di dare quantomeno una continuità. È una mia impressione, chiedo a lei se ci ho indovinato o meno. Buongiorno. Grazie Vladimiro, prego professor Manzato. Sì, allora, dice benissimo il signor Vladimiro, così questo rifarsi alla tradizione. Noi abbiamo avuto, parliamo di Treviso, abbiamo avuto la nostra città giardino nasce sostanzialmente dopo la Prima Guerra Mondiale con delle indicazioni precise da parte della Commissione Edilizia, con questo stile che viene definito lombardesco, no? Un termine così, per esempio, lombardesco nel senso dei Lombardo, che sono questi architetti di fine 400, cioè il rifarsi alla tradizione. Se noi guardiamo le ville di Città Giardino, riflettono quella che è l'architettura del Palazzo dei 300, tutti i mattoni a vista, la tipologia delle finestre. Io le trovavo kitsch. A confronto con le architetture che vanno a sostituire, prima di tutto Città Giardino, ville quindi immerse in un giardino, si elimina il giardino, però si dice appartamenti in mezzo al verde, perché ci sono i giardini delle case contermini finché restano quei giardini, ma c'è questo rifarsi alla tradizione nella nostra 100 anni fa, quando si costruiva in maniera moderna, però tenendo conto della tradizione. Però si può fare anche innovazione, io sono per l'innovazione, basta che ci sia un disegno, basta che ci sia un'idea estetica, se vogliamo. Quello che manca è l'estetica. Però, professor Manzato, noi abbiamo queste case affrescate, abbiamo questi giardini interni, guardate che sono di una bellezza unica. Per fortuna è nata un'associazione, che ringrazio, che sta cercando di entrare, ecco, a far vedere la bellezza di questi giardini. Cioè abbiamo la possibilità veramente di dire che la bellezza vive nella città. Certo. Non c'è niente da fare. Il problema è capire se qualcuno riesce a capire l'importanza di questo, e sono gli amministratori che devono, a mio avviso, cercare di investire su quello che hanno lasciato. Noi abbiamo le ville venete, professor Manzato. Sì, io ho qua Villa Franchetti, che ce l'ho qua perché non riesco a capire qual è l'obiettivo di questa meraviglia che sta degradando sempre di più, con un giardino e un orto botanico pazzesco, eppure nel degrado assoluto. Perché? Perché rimpallano il cerino, nel senso che la prendo io ma la voglio dare a te perché io non ce la faccio. Ma perché l'hai presa se non ce la fai? Ma io che la devo prendere posso farlo, però tu mi devi dare, l'ha detto il sindaco, l'ex sindaco di Mogliano Galeano, noi dovevamo dare la possibilità a costruire tutto intorno alla villa, e allora questa villa sarebbe rinata. Noi abbiamo detto di no perché i conti non tornano. Non le sembra che invece del business dovrebbero veramente salvaguardare quello che è nato ed è rimasto nel territorio? Perché là si poteva fare di tutto e di più, o sbaglio, professor Manzato? Allora, io ho ricordi di quando la villa di proprietà della provincia era un luogo di cultura straordinario. A parte c'era la sede della facoltà di urbanistica, di Marton. Poi il Maritain con Marton, con Beppi Marton. E io ho visto ho passato delle giornate culturali straordinarie in villa, nel parco, con gli alcuni che facevano teatro itinerante nel parco, eccetera. Può darsi che adesso ci siano meno risorse, una volta c'erano più risorse, i nostri enti ne avevano di più, però bisognerebbe fare uno sforzo, insomma, così. Le amministrazioni devono anche tener conto del loro elettorato. Se sono eletti dai costruttori, devono rendere conto un poco anche ai costruttori. Questo è il problema. No, quello di mediare. Però, professor Manzato, noi abbiamo questi diversamente giovani che non hanno strutture.
però si parla sempre di creare dei cubi. Infatti ho avuto un presidente di una RSA, ho detto scusami, ma quello che è stato costruito a fianco di quello che c'era non mi piace per niente. Ma all'interno, ho capito, però l'esterno che vedo, mentre c'era l'armonia, come si parlava prima della prima struttura, nel momento che tu mi affianchi questo cubo, un altro cubo, vedi la diversità. Io non posso dire che è bello, per carità, sarà sicuro, sarà quello che il momento, la RSA, l'esigenza appunto di mettere in sicurezza le persone, però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e sono brutti. Non c'è. Poi se a qualcuno piacciono, io dico quello che penso, che noi avevamo un paese armonioso, sia nelle strutture ma anche nella storia dell'arte e della musica, i teatri ad esempio. Questi teatri però, maestro, mi scusi, molto chiusi, si aprono pochissimo. Io mi ricordo una volta i teatri erano molto più aperti, ad esempio il carnevale si faceva nei teatri dove le famiglie, i bambini entravano, c'era i pomeriggi. Adesso è tutto chiuso, tutto d'élite, tutto... Invece i giovani hanno bisogno di entrare nella bellezza per capire l'importanza della bellezza, che è la loro storia poi. Ma certo, ma il discorso è che l'evoluzione deve rientrare sempre in una storia, cioè non si può rompere con il passato. Per cui anche dal punto di vista architettonico è chiaro che le strutture devono entrare in un contesto. Ed è questo contesto che proprio si può modernizzare. Sicuramente l'architettura evolve in maniera straordinaria. Io ho un figlio che è architetto, e allievo di Botta, deve evolvere, e in questo senso deve evolvere anche la mentalità sui teatri. Adesso, secondo me, purtroppo uno dei problemi grossi che abbiamo è che tutto è diventato, vorrei trovare la parola giusta, semplifichiamo, business. Ci deve essere un ritorno economico. La cultura ha un ritorno economico a lungo raggio. Giustamente si diceva, questi ragazzi che si impregnano di cultura, di storia, di bellezza, e che sicuramente creeranno ricchezza, cultura e bellezza nelle loro vite. Nel momento stesso in cui a questi ragazzi, a questi giovani, oppure alla popolazione, non diamo la possibilità di vivere un teatro come di qualcosa che esiste nella loro realtà, purtroppo non stiamo facendo un buon servizio, e il risultato è... E adesso arriva la domanda indiscreta, imbarazzante, ma devo fargliela, maestro, non posso non fargliela perché tutti i giorni ne sentiamo parlare. Questa nomina alla Fenice di questa donna che molti contestano perché non ha il curriculum che dovrebbe avere per dirigere questa importante Fenice, questa orchestra. Cosa dice lei, maestro? Come vede la situazione? Allora, le rispondo solo perché le voglio bene, perché di norma io non parlo mai dei colleghi. Io trovo questa vicenda una vicenda veramente dolorosa. E quello che mi permetto di dire è una vicenda che è stata gestita molto male. Chiaramente io ho diretto più volte l'Orchestra della Fenice, che è una delle orchestre più importanti che abbiamo non solo in Italia ma anche a livello europeo, un'orchestra con una grande tradizione. E il maestro Beatrice Venezi è una ragazza che ha studiato direzione d'orchestra, si è diplomata in direzione d'orchestra, per cui ha tutti i titoli per esercitare questo tipo di mestiere, perché adesso si sta esagerando anche con un certo tipo di cattiveria, è brava, non è brava, non è il modo di parlare, soprattutto non è il modo di avvicinarsi a un artista per la quale in
ogni caso occorre prima di tutto rispetto. Però io capisco anche che a un certo momento, si diceva prima, l'arte è comunicazione. A questo punto che comunicazione può esserci tra una direttrice, tra un direttore d'orchestra, perché lei preferisce l'appellativo direttore d'orchestra, e un'orchestra che sai già che ti rifiuta? Cioè è una situazione, secondo me, insanabile, nella quale la cosa più saggia sarebbe fare un passo indietro. Solo che purtroppo questo passo indietro non lo vuole fare nessuno, e chi ci rimette, secondo me, è la cultura, l'altare, oltre che le persone, perché è chiaro che nessuno è felice di questa situazione, né il maestro Venezzi, né l'orchestra, né i musicisti della Fenice. Quello che però fa riflettere il professor Manzatto è come mai così tante persone, perché non sono poche, anche gli abbonati, dicono no, non ci stiamo a questa nomina. Allora, io penso che la politica, prima di nominare le persone, sapendo qual è il percorso che si farà, perché lo sapevano, deve sentire gli addetti ai lavori. Perché è troppo importante la Fenice, come lei ha detto, cioè non solo a livello nazionale, ma a livello europeo, internazionale. Allora, quando tu sai che questa nomina può creare problemi, devi cercare di non creare problema, visto che hai la possibilità di farlo prima. E qua si parla di prevenzione, bisogna prevenire, ma mi sembra che questa parola non interessi molto. Interessi di più, decido io e metto chi voglio io e punto, e si chiude. Non può andare così, perché sai benissimo che poi scoppia il caso. E quando scoppia, chi ci rimette sono quelle persone che invece avrebbero diritto di andare avanti, di vedere questa orchestra suonare alla Fenice, di non vedere gli scioperi, questi orchestrali che dicono no, non facciamo il passo indietro, la direttrice dice sono stata eletta, nominata, posso fare questo, però alla fine il gioco non si sbroglia. E cos'è quello che rammarica professor Manzatto? Che lo vediamo anche nelle guerre, che poi alla fine ci si siede attorno... a lei, professor Manzatto. Ci si siede attorno a un tavolo e col dialogo si risolve il problema. Ma il dialogo andrebbe fatto prima. Ma da sempre. Tutto si risolve col dialogo, mettendo veramente il Noi buon abbiamo senso. inventato il tavolo, un tavolo rotondo, i cavalieri della tavola rotonda, ci si siede intorno a un tavolo, si discute e si risolve. Prima. Ecco, questo è, ma la diplomazia è una grande arte. Io ho visto nel mio lavoro, certamente ero preparato, avevo fatto i miei studi, le mie esperienze e così, però ho capito da subito, no, metà è professionalità, metà è diplomazia. Quando sei in un lavoro in cui sei a contatto col pubblico, in cui ma anche con i tuoi dipendenti, no? Devi usare tatto, devi usare diplomazia. La diplomazia è una forma di rispetto nei confronti degli altri, è civiltà. È civiltà. Ne avremo bisogno anche a livelli alti, lo stiamo vedendo adesso, no? Dopo non so quanti anni di guerra non si riesce però con la diplomazia, sedendosi intorno a un tavolo, scendendo a compromessi, perché logicamente bisogna scendere a compromessi. Io non mi permetto di entrare nel merito di questa cosa di cui avete parlato adesso, della Fenice, però dico che se fosse stata gestita, ecco, in maniera di coinvolgere tutte quante le parti, probabilmente non avrebbe avuto questi esiti. Invece si è andati al braccio di ferro, ecco, quando si va al braccio di ferro e dopo si formano le tifoserie e diventano una cosa triste e pericolosa. Allora andiamo a vedere un altro concerto del maestro Carella, perché veramente è molto importante anche capire quanto importante è la musica e soprattutto questi suoni armoniosi che ti rilassano, che ti fanno riflettere, ti fanno rallentare. Ecco, non corri più ma rallenti con questi suoni. Andiamo a sentire.
Stiamo facendo i complimenti al maestro Carella e col professor Manzato, perché veramente, ecco, dite siete a casa, guardate che ora è, guardate dove vi ho portato e cosa avete ascoltato. Cos'è la passione, maestro Carella? Quando si capisce che hai la passione per diventare, ecco, un maestro nel futuro, capisci? Io ho avuto un chirurgo, anche più di uno, che ha detto: io a 6 anni sapevo già che sarei diventato un chirurgo. C'è qualcosa dentro di te che ti fa capire che forse è la strada che tu vuoi percorrere, la strada della musica, della bellezza, dell'arte? Io ho avuto prima della trasmissione una bellissima conversazione con il professore, nella quale abbiamo scoperto, mi permetta, tutta una serie di punti comuni. Allora io le dico che io mi ritengo un uomo fortunato, perché dal punto di vista, come dire, familiare, tutto, tocchiamo ferro, va benissimo. E dal punto di vista professionale ho avuto la possibilità di fare il mestiere che ho sempre sognato di fare. Io le dicevo, può darsi che, non so, io ho avuto un nonno che faceva lo stesso mestiere, direttore d'orchestra, nonno che non ho conosciuto perché ci ha lasciato prima che io nascessi. Non so, e dirigere è sempre stato il mio sogno. Io ero entrato in conservatorio, una cosa della quale mi vergogno e della quale rido nello stesso momento, domandando alla mitica signora Pasetto, segretaria del Conservatorio di Verona, le parlo di un po' di decenni fa, dice: signora, come si fa a diventare direttore d'orchestra? E lei rise, perché chiaramente il direttore d'orchestra non è un punto di partenza, è un punto d'arrivo, parlando anche di certe situazioni. Ecco, l'esperienza è fondamentale e è il momento nel quale tu senti che sei felice. Io con i Solisti Veneti sono felicissimo perché sono degli strumentisti straordinari, delle persone di prim'ordine con le quali c'è una grande comunicazione. Ecco, la comunicazione, noi ci divertiamo, io mi diverto a dirigere, loro si divertono come dei matti a suonare e questa fede comune passa al pubblico, per cui il fatto di coinvolgere chi viene ai nostri concerti, tra l'altro si parlava con il professore dei legami sensibilissimi che esistono tra l'arte della musica e l'arte della pittura, della scultura, dell'architettura. Cioè, l'arte in generale. L'arte in generale è tutto legato e qui noi siamo legati nel nostro intimo e questo è il segnale che ci fa partire. Allora, rivediamo le foto che ha mandato il professor Manzato, perché adesso spiegheremo cosa sono e perché ha mandato queste foto. Allora iniziamo a vedere, vediamo che foto apparirà. Le foto del professor Manzato, grazie. Comunque, adesso arriveranno, ecco, non mi hanno sentito. Introduciamo a giorni. Eccole qua, ecco, questa è la foto. A giorni, questa è una foto di soldati della Prima Guerra Mondiale. Questo è il bozzetto del monumento ai caduti di Quinto di Treviso. Sono anni, stiamo attraversando anni terribili di guerre, no? Cerchiamo la pace. Noi abbiamo avuto questa guerra, la Prima Guerra Mondiale, no? È stata una cosa che ha cambiato tutte le guerre, che ha cambiato il rapporto fra gli uomini. E così. Comunque c'è stato, dopo la guerra, una necessità di risarcire, ecco, se possiamo fermarci qua. Ecco, fermiamoci qua, grazie. Di risarcire psicologicamente, moralmente, queste famiglie che avevano dato figli giovani, no? In nome della patria, per la patria. No? E quindi abbiamo avuto questa diffusione dei monumenti ai caduti in tutti i nostri centri. Col tempo è venuto fuori, ha perso, forse non ha mai perso del tutto questo suo significato, no? Di risarcimento morale, di memoria soprattutto dei nostri caduti, è venuto acquisendo
il valore storico-artistico, perché noi abbiamo, attraverso i monumenti ai caduti, una pinacoteca di sculture all'aperto. Io invito gli amici, ma anche le persone, fermatevi quando vedete un monumento ai caduti, girateci intorno, andate a vedere. Ma non è, professore, che anche le scuole adesso si trincerano dietro la burocrazia, la sicurezza, ci vuole veramente uno spreco importante di voglia di reagire a quella che è invece la voglia di non uscire più. E allora io ti metto davanti bisogna mettere l'assicurazione, bisogna trovare i soldi, però dove vogliono poi i ragazzi li portano. Perché io più volte, professore, ho chiesto ai ragazzi se sapevano magari il monumento nel quale eravamo in quel momento che stavamo guardando, e non lo conoscevano, non lo sapevano. Sono ragazzi nostri, ragazzi trevigiani, ragazzi che passano tutti i giorni per andare a prendere magari il treno o la corriera. Allora i ragazzi non conoscono gli alberi, non conoscono i monumenti, non conoscono le vie. Ho chiesto a uno di loro dov'è Cassugana, ho detto cos'è Cassugana? Ho detto guarda che è il tuo municipio, io non lo sapevo. C'è qualcosa che non torna, perché io quando nasco, a 4 anni, anche prima, inizio a chiedere perché, perché sono curioso, voglio capire, voglio comprendere. Una volta c'erano i nonni, forse, sì, molti nonni che spiegavano, che avevano la pazienza di ascoltare. Mi manca quel tassello, perché non possiamo incolpare i ragazzi, professor Manzato, che non sanno. Il professor Carelli, il maestro Carelli ha detto una cosa: io sono stato fortunato ad avere la famiglia, ma se io non ho la famiglia e la scuola non è la scuola che si impegna per farmi crescere bene, cosa faccio? Dove vado? Allora, io temo che noi vogliamo caricare la scuola di tantissime cose. Quando io ero ragazzo c'erano 3 entità educative, la famiglia prima di tutto, e proprio la prima formazione avveniva nella famiglia, ma anche nelle cose quotidiane, nel galateo, sul come stare a tavola, buongiorno, buonasera, con permesso, si insegnavano queste cose. E poi c'era la chiesa, la parrocchia, e la scuola, che andavano tutte nella stessa direzione. Adesso noi abbiamo a fronte, rimangono queste entità, però c'è tutto un mondo che trascina da un'altra parte. È molto difficile tener testa a queste cose. Io credo ancora che la famiglia e la scuola, la parrocchia se c'è, io vedo così, abito in un comune di periferia, Quinto, e la parrocchia è ancora un momento di aggregazione straordinario. Noi abbiamo i Boy Scout, ma anche dove non ci sono i Boy Scout la parrocchia rimane comunque, ma non tutti frequentano la parrocchia. È una vita diversa dalla nostra, è imparagonabile. Noi avevamo delle famiglie così, dove c'era la presenza costante della madre, quantomeno. I genitori nelle famiglie contadine lavoravano in casa, l'educazione avveniva, non è più possibile, i genitori sono via dalla mattina alla sera. Allora cosa facciamo con questi ragazzi, professore? Ecco, io per motivi di età non devo più occuparmi di queste cose, però io ho una grande ammirazione per chi ha ancora il coraggio di mettere al mondo dei figli. Io vedo delle cose, ho avuto nel mio condominio una famigliola, sono andati a abitare altrove e mi si è spezzato il cuore perché erano nati questi bambini condominiali, no? Nel nostro condominio. Il più grande, adesso la mamma mi ha mandato un video in cui lui canta in chiesa con una voce stupenda, ed era stato fin da piccolo, io avevo previsto in lui, perché era
La madre napoletana. Aveva visto e lui lungo aveva il professor ereditato. Manzato. Abbiamo Lino da Mantova, devo correre purtroppo, vai Lino. Professore, guardi che è sceso il microfono. Oddio. Buongiorno signora Mirella e i suoi ospiti. Mi piacciono molto quelle ultime parole, quello che sta parlando adesso. La Chiesa, venivano nelle scuole una volta a settimana i sacerdoti a spiegare le parole della Bibbia, tutte le settimane, in ogni aula, queste cose. Dopo i genitori possono fare giustamente la piantina quando è piccola, continuare a insistere, certo, che non usino questi telefonini, eccetera, eccetera, senza che mi dilunghi. Quella è una rovina. Vabbè, io ho un nipote che viene qui non per vantarmi, mangia il telefonino, tiene in tasca e parla. Qui devi parlare e io parlo con te, noi parliamo con te. Ah, bravo, ma non voglio dire questo nel senso di essere meglio di altri genitori. Però i genitori in fondo con la droga che circola hanno anche paura. Questi ti ammazzano se non gli dai i soldi per la droga. E purtroppo è così, una malattia sociale per i giovani in special modo. Ecco, io ho finito e vi ringrazio. Grazie, salutiamo anche Mantova, come vedete chiamano dappertutto, mi fa molto piacere. Allora andiamo a vedere invece cosa hanno fatto alla natura, al paesaggio. Andiamo a vedere questo attraversamento dei cervi su una stradale. Andiamo a vedere. Questione cervi. Attraversano la strada all'improvviso e possono causare incidenti anche gravi, non solo per i danni alle auto coinvolte, ma anche e soprattutto alle persone che si trovano a bordo. Province e Veneto Strade hanno sul tavolo 2 progetti per la Gordina e uno per la Sinistra Piave, ma problemi di costi e di autorizzazione hanno allungato le tempistiche. È veramente un problema e per questo noi siamo già da un paio d'anni, ci siamo attivati come provincia per cercare insieme a Veneto Strade di trovare delle soluzioni. Abbiamo individuato 2 aree fondamentalmente, una sulla provinciale che va verso Borgo Valbelluna e una su quel tratto tra Peronne e Candaten che purtroppo è stata teatro anche degli incidenti mortali. Sono dei progetti che stiamo mettendo a punto con l'obiettivo entro l'estate di far partire almeno un paio di cantieri che consistono fondamentalmente in un sovrappasso e un sottopasso. Nei giorni scorsi si erano fatti sentire anche i dipendenti di Luxottica perché proprio nei pressi dell'azienda il fenomeno ha assunto una frequenza allarmante. La provincia di Belluno si è accordata con Veneto Strade per la realizzazione dei primi 3 corridoi faunistici, di cui 2 proprio appunto sotto la strada regionale 203 a Gordina. Questo è un problema serio e l'unico modo è creare questi corridoi affinché questi animali selvatici possano percorrere evitando di attraversare la strada. È una delle poche soluzioni che noi possiamo mettere in pratica. È chiaro che hanno dei costi importanti, hanno anche delle autorizzazioni da avere, quindi un percorso come sempre ogni opera pubblica molto complesso, ma noi insomma siamo convinti che questa possa almeno aiutare a migliorare la condizione in alcuni tratti che sono quelli più pericolosi. Ecco, vi ho fatto vedere la bellezza della natura perché parlavamo di bellezza questa mattina. Ecco, cosa riesce a fare la natura? Avete visto il generale Furlan che ha portato quelle corna di questi animali, avevo perfino, ecco, no, non sapevo neanche se avevo coraggio di toccarli, talmente erano belli, di una bellezza infinita. Cosa riesce a fare la natura? Ma la mano dell'uomo arriva e ti faccio la strada perché devo arrivare sempre più in alto, devo arrivare comodo, devo arrivare veloce, chi se ne frega degli animali, degli alberi. Ecco, i valori invece, i valori della bellezza, maestro Carella, quali sono? I valori della bellezza sono veramente qualcosa di insostituibile e di fondamentale all'interno di noi stessi. Prima parlavamo dei tempi in cui stiamo vivendo, dei problemi che abbiamo, dei giovani che hanno... Perché io, nonostante tutto, considero bellissima l'evoluzione dei telefonini, dell'intelligenza artificiale, ma la verità è che non sappiamo usare né i telefonini né l'intelligenza artificiale e quello che potenzialmente potrebbe essere una ricchezza incredibile diventa un problema altrettanto grave. La bellezza è quello che ci permette di vivere, di essere noi stessi, di essere in pace con noi stessi, di poter vivere una vita
bella e piena. La bellezza è insostituibile e l'arte ci conduce su questa strada, per cui il mio invito più caldo è a tutti di continuare a seguire l'arte e ai giovani in modo particolare. L'arte è la salvezza del mondo. Più chiaro di così. Sentiamo anche il professore Eugenio Manzato, cosa dice proprio per quanto riguarda la bellezza. Allora, va comunicata anche la bellezza. È quello che io ho fatto in tanti anni, insegnando, poi dopo nei miei anni al museo, e che continuo ancora adesso. Perché ho parlato del Monumento ai Caduti di Quinto? Perché quest'anno è il centenario del Monumento ai Caduti e il 31, venerdì sera, verrà presentato un libro al quale io ho anche collaborato, che fa un po' la storia e così si preoccupa di capire il significato di questo monumento. Noi presenteremo questo libro sabato sera alla popolazione, venerdì sera alla popolazione, ma venerdì mattina andremo nella scuola media a presentare il libro ai ragazzi della scuola media. La scuola? Perché così bisogna fare, Anche perché sono là i per ragazzi. abituare i ragazzi. Sì. Li porteremo quando ci sarà l'inaugurazione il 4 di novembre, si farà questa specie di commemorazione, ci sarà una loro folta rappresentanza presenti. Questo è la strada, quello di divulgare quanto più possibile. Da questo punto di vista siamo pieni di associazioni di volontariato in Italia che fanno cultura. Grazie al professore Eugenio Manzato, storico, di essere stato con noi. Allora, vediamo le foto invece del maestro Carella, che ha mandato queste foto dei solisti veneti, queste immagini anche del concerto, e sentiamo il saluto del maestro Carella. Prego, maestro. Il saluto è quello, io sono felice di essere stato ospite assieme al professore, che è stato un grandissimo onore. Cosa dire? Per esempio, noi stiamo facendo anche molto nelle scuole, noi grazie alla Fondazione Cariparo. Qui ad esempio, maestro, cosa stiamo vedendo? Noi qui stiamo vedendo un concerto a Villa di Maser, nel Ninfeo Palladiano, dove stiamo facendo due intermezzi di Scarlatti. Quest'anno è il 300° di Alessandro Scarlatti, e i ragazzi che cantano sono dei giovani che vengono dall'Accademia del Teatro Comunale di Bologna, per esempio, che ogni anno, come l'Accademia della Scala, come l'Accademia di Firenze, del San Carlo di Napoli, sono delle strutture interne alle fondazioni che benissimo formano giovani artisti attraverso borse di studio, attraverso corsi specializzati, e questi ragazzi poi hanno la possibilità di esprimersi. Ricordavo prima che per esempio i solisti veneti fanno un'attività importante nelle scuole, che andiamo a suonare da loro con piccoli complessi, cerchiamo di introdurre, di creare questa comunicazione che poi è il quid di tutto: comunicare, parlare, scambiarsi, il dialogo, coinvolgere, dialogo, e trovare dei compromessi, perché il compromesso è una forma di intelligenza e non di debolezza. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Ed è con noi Don Mauro Gazzelli, questo sacerdote che invece sta cercando di sorpassare l'asticella, perché la mia domanda è: ma Don, non è il caso che iniziamo ad aprire le parrocchie, gli oratori, ecco, queste anche stanze che ci sono all'interno dei conventi, delle suore, dei frati, per dare la possibilità a chi non ha casa, che non trova casa anche lavorando, di avere un tetto sopra la testa, che vuol dire dignità alla persona? Prego, Don. Allora, visto che ogni persona ha la sua dignità, ecco, non ci si può improvvisare, però bisogna attorno a un tavolo sederci assieme
e dire spazio parrocchia, penso non so, certe canoniche vuote, perché ormai diminuiscono i sacerdoti, canoniche o strutture vuote, dove si deve però fare un progetto comune, perché se io vado a ospitare una persona devo dargli uno spazio bello, al caldo, illuminata, coi bagni, le docce. Quindi se c'è da impegnare delle risorse economiche per ristrutturare un minimo, bisogna fare un progetto serio, perché non posso oggi buttare là una risorsa e poi domani dire non serve più. Però poi anche la gestione, perché oggi noi con 6-7 parrocchie a testa non possiamo da soli, quindi se attorno a un tavolo ci diamo le responsabilità e diamo delle regole. Vi faccio un esempio provocatorio. Io ho presente Torino, Ernesto Olivero, Arsenale di Guerra, intanto Arsenale della Pace, hanno il dormitorio, però se tu dopo un mese che vieni accolto lì non trovi lavoro o non accetti un percorso, tu vieni rimesso fuori. Se tu ti presenti alla notte e sei ubriaco marcio, tu non entri a dormire, perché oggi nei nostri paeselli piccoli fa paura se il parroco apre. Allora, innanzitutto i parroci da soli non devono fare niente, doveva essere una rete assieme. Semmai io come parroco posso mettere in crisi le vostre coscienze, farvi un po' di paura, crearvi un po' di confusione, e poi quando vi ho creato il problema, perché so che per qualcuno è un problema l'accoglienza, poi assieme attorno a un tavolo ci garantiamo ognuno i suoi ruoli. Io posso più avere un ruolo di ascolto, ascoltare queste storie, però assieme con voi ci vuole anche una certa autorità. Mi hanno sempre insegnato, non possiamo essere forti coi deboli e deboli coi forti, ma il contrario, con le persone deboli io devo essere forte. Questo me l'hanno insegnato, sapete chi? Chi lavora in psichiatria. Quando due ospiti fanno baruffa, tu devi intervenire prima su una cosa del genere, devi essere molto duro, ti cava il cuore, ti fanno soffrire, ma coi figli lo facciamo uguale. Tu oggi sgridi un figlio, soffri di più, ma qui dobbiamo essere molto più esigenti, non essere facilitoni, però come dice Mirella, intraprendere strade diverse. Allora, io ho aperto questa mattina la trasmissione Don Mauro con un caso che mi è capitato ieri, che sono andata a visitare un appartamento di una persona diversamente agile, solo, finalmente ha avuto questa casa. A un certo momento questa persona mi ha detto: forse se dormo in camper è meglio, almeno vedo le stelle e penso di respirare, perché non è possibile dare a una persona diversamente agile, ecco, un monolocale, io chiamo un monolocale, dove lui non riesce neppure a mettere i mobili, perché se metti i mobili lui non riesce più le scale, a girare, no, non ha le scale, ma è talmente piccolo. E per lui in quelle condizioni diventa un problema. Esatto. Non è che ci dovrebbe essere, e poi vi dico anche la cifra, l'ho detta anche prima, dai 300 ai 350 euro, perciò è un ente anche che dovrebbe essere un ente di benefico, appunto. Ecco appunto, e questo mi ha sconvolto, perché dico, ma prima di assegnare l'appartamento tu devi vedere anche a chi dai questo appartamento, le condizioni della persona. Non è che ormai, come dice lei, soprattutto questi ultimi, questi invisibili, diano fastidio. È già tanto se riesci ad avere quello che ti do e stai zitto, se no ti tolgo anche quello. Cioè usare la forza contro la persona che sai che non può difendersi, che non obietterà, che cercherà appunto di ricevere quello che ha. Io lo trovo di uno squallore, Don Mauro, ma veramente... tu perdi proprio la dignità. Non so se è meglio avere quella casa o non averla a sto punto, dove non mi posso muovere, non posso mettere i mobili perché sono in queste... Cioè, c'è qualcuno che veramente dovrebbe intervenire, controllare. Ecco, i preti, lei ha detto non ci sono più, non sono più preti, più suore, ma non c'è più nessuno che ti ascolti in base al problema che tu hai. Prego. Voglio dire una cosa, io ringrazio i miei volontari della Caritas nella mia parrocchia, a Pianzano, ne ho 3 parrocchie, abbiamo il centro Caritas Foragnale, e quando ho condiviso questa provocazione un anno fa, giornata del ringraziamento, che noi raccogliamo anche dei viveri per la Caritas, su cui la terza domenica di novembre, e la Caritas ha apprezzato questa mia osservazione. Vi faccio un esempio: se io ho un ragazzino di 14 anni, povero, veramente una situazione limitata, è inutile che gli dica prenditi questa felpa
e devi accettarla e devi dire grazie perché hai bisogno. Allora, se la felpa non ha il cappuccio e non è una felpa di oggi, sto ragazzino con una felpa di 20 anni fa, che andava di moda 20 anni fa, a scuola lo prendono in giro e allora fai a meno di dargliela. Perché a volte c'è la mentalità, quello dicevi tu, hai bisogno, accontentati, anche a massa sti 4 metri quadri che ti ho dato. Allora o si fa la carità bene e se no si deve umiliare. Però un'altra esperienza che è successo può succedere, cioè diamo un appartamento anche più grande, una famiglia più grande, ci vuole qualcuno che però vada a vedere come vivono queste persone, perché in altri casi non sapevano tenere la casa pulita, non sapevano neanche fare la lavatrice, quindi effettivamente caso per caso va accompagnato, quindi non si può dire arrangiati, accontentati, ma neanche pensare che nel momento in cui tu li mandi dentro dare per scontato, bisogna vedere caso per caso. Il problema è, Don Mauro, che io vedo che fanno fatica a capire che c'è il mondo del volontariato che potrebbe aiutare anche i servizi sociali e automaticamente gli amministratori, perché se non fai parte del cerchio magico politico nel momento che c'è quel sindaco con quegli assessori non vai da nessuna parte. Perciò lei ha nominato questo ente fantastico che è la Caritas, questa associazione meravigliosa, però dietro a questa ce ne sono centinaia che non vengono neppure presi in considerazione, servono quando servono, ma poi arrangiati. Non è che forse qualcuno deve rendersi conto che se questo paese rimane in piedi è merito del volontariato? Allora, anche qui, io dico sempre, quando un nonno diventava nonno a 64 anni, 63, poteva iniziare un nuovo percorso e si metteva in gioco, che fosse il sociale, quindi dalla parte anche del comune, che fosse in una parrocchia, volontariato, enti sociali, ispirazione cristiana. Ma quando tu oggi vai in pensione, oltre i 70 anni, in più diventi nonno a 75 anni, perché oggi i figli arrivano tardi, e uno a 80 anni deve come fa a avere le energie per seguire un bambino di 5 anni? Uno a 80 anni si gode dei nipoti di 10 anni. Quindi anche nel nostro volontariato escludiamo i giovani nel dargli la professione di lavoro, mandiamo sempre più avanti le persone in pensione e quindi sarà sempre peggio il volontariato. Attenzione, io ho presente anche delle persone però di 65 anni pigre che non aiutano nessuno, Però attenzione che è un problema anche sociale, la gente va troppo tardi in pensione. E quindi poi sarà sempre di più perché abbiamo visto cosa sta succedendo. Però quello che io voglio capire è che forse se intrighiamo di più anche quei ragazzi, saranno pochi ma li abbiamo, perché vogliono essere loro i protagonisti, forse li avvicineremo di più al mondo del volontariato. Ad esempio questi ragazzi al pomeriggio, non obbligandoli, ma chi vuole potrebbe benissimo insegnare ai diversamente giovani ad operare questi strumenti infernali. Questa mattina mi hanno appena mandato una locandina, come la nostra forania organizza per gruppetti di ragazzi giovani, vedere come si lavora alla Caritas, per vedere se in un secondo momento riusciamo ad appassionarli al volontariato. Cioè anche da piccoli ragazzi, fagli vedere come da te, il tuo il banco solidale. Io ho visto che a volte i ragazzi gli dai autostima, perché vedere come voi lavorate noi in queste iniziative, secondo me è lì che semini l'aspetto della gratuità, no? Del mettersi al servizio. E fai diventare anche il ragazzo protagonista, lui lo sente questo, ed ecco che comincia ad avvicinarsi al mondo del volontariato. Ma questo dovrebbe valere anche per le persone diversamente giovani, che ormai vivere a casa, specialmente nelle campagne, ma non solo, case anche abbastanza grandi, da sole non va bene. Perché non cercare di condividere questi appartamenti, queste case, magari con gli studenti che cercano casa, che trovano degli affitti incredibilmente alti, per la paura di mettersi in casa qualcuno. Tre volte sono anche più i figli che vietano magari al genitore, se lo sanno, di fare questo, ma penso che questa informazione a queste persone non arrivi, perché qualcuno non vuole che arrivi, e noi abbiamo la solitudine
che è terribile, di queste persone che hanno chiamato e l'ho chiamata apposta, una signora ha chiamato di 85 anni, mi sembra, ha detto mi sembra di vivere nel terzo mondo, forse vivono meglio qua che io da sola, non vedo nessuno, non sento nessuno, nessuno passa a trovarmi, sono invisibile. E lei ha avuto il coraggio di dirlo. Non è che anche quei pochi preti che ci sono e suore dovrebbero fare anche questo, cercare di far capire agli amministratori che la società deve cambiare, deve unire di più le forze nel rispetto e nella sicurezza poi delle persone, cercare di capire che forse bisogna muoversi in maniera diversa. Ma io dico sempre, nel nostro Trevigiano, nelle nostre province qui, Venezia, Treviso, abbiamo, secondo me, ad esempio, quasi tutti a casa hanno una badante o persone che accompagnano così. Però facciamo l'esempio, se io la badante la retribuisco metà e la valorizzo solo a altre ore del giorno, la mattina e metà pomeriggio fino alle 4, l'esperienza ad esempio del centro diurno per anziani, dove io non lascio l'anziano davanti alla televisione oppure senza stimoli vuol dire, ma lo pongo a un centro diurno dove lì ci sono delle persone preparate eccetera, ecco che gli diamo degli stimoli, e non è il centro ricreativo, diverso, ma qualcuno da noi non sa neanche cosa vuol dire centro diurno, lo confonde per un centro ricreativo. E poi la persona, ripeto, pranzano assieme e poi ritorna nella sua abitazione. Anche qui secondo me manca la mentalità, cioè, perché oggi io mi rendo conto, devi fare il progetto, creare, non so, una struttura con 5-6 alloggi per anziani, dove alcuni sono residenti e altri vengono anche da fuori e sotto fai una stanza grande, una cucina, una stanza grande, un centro diurno, secondo me questi progetti dovremmo già aprirci oggi. E abbiamo delle case dove potremmo fare questo. Però si parla ma non si fa, ecco, là è il problema grande che io vedo. Cioè si parla, scusate, però non vedo il proseguimento di questi progetti che ci sono, perché è come gli asili nelle RSA, ad esempio. Esatto. Prego. Io ad esempio adesso vado male a dirlo, però mi sto impegnando, perché avrei anche delle risorse per realizzare questa cosa qua. Speriamo di farcela. Ecco, avete visto? Io spero fra un anno di tornare qua e dirvi che abbiamo avviato la cosa. Ma perché si deve fare? Però mi trovo un sacco di difficoltà e di ostacoli, perché c'è sempre sta ansia e chi gestisce e chi dopo di noi. Io personalmente sto coltivando adesso non solo i progettisti, ma anche chi potrebbe aiutarmi a gestire la cosa. Ecco. E penso che non faccia fatica se va nel mondo del volontariato, appunto, Don Mauro, è là che trova le risorse. Io ho ancora gente che ci crede tantissimo. Ma soprattutto i giovani, il coinvolgimento dei giovani, perché io ho quasi tutte associazioni di volontariato, cerco di invitarle tutte, quelle almeno che conosco e sono veramente tante, e tutti quanti mancano i giovani, sono carenti di giovani. Allora lei che è stato uno dei primi a coinvolgere queste comunità giovanili per partecipare anche agli eventi dei loro paesi, cercare di renderli protagonisti, ma mi sembra che io non devo essere fortunato ad avere Don Mauro, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è conoscere la realtà del territorio, chi sono le persone che si occupano del mio territorio, come posso fare per aiutare. Anche qua la scuola c'è e non c'è, perché si deve fare tutto a scuola, orti a scuola, musica a scuola, teatro a scuola. Non è questo. Cioè io sono convinta che dovrebbe essere un doposcuola diverso. Prego. Allora, sono dei paradossi. Il mondo giovanile, gli esperti dicono mondo liquido, pensiero liquido. Allora, i giovani in sé sono incostanti. Però se tu li appassioni e gli fai fare qualche cosa di concreto, il giovane da incostante diventa costante. Quindi mi domando se a volte come Chiesa e come anche realtà civile, comuni, siamo costanti nel delineare progetti di questo tipo, cioè ci vuole costanza. Quindi se il ragazzo, il giovane si sporca con piccoli servizi, ci vuole qualcuno però che aiuta a coordinare, a dare un filo conduttore, non andare a salti, a slogan. E quindi non va bene caricare troppo le scuole, perché il concetto del tempo libero, dove io nel tempo libero mi prendo cura di qualcuno, siamo oltre la scuola. Attenzione che anche nelle scuole non gli diamo la passione del lavoro, perché se io faccio una scuola professionale il ragazzo deve uscire e fare delle esperienze extrascolastiche dove si appassiona al suo lavoro, come qui deve appassionarsi al volontariato. Adriano da Campalto, ciao Adriano. Ciao Mirella. E buongiorno a tutti e due.
al sacerdote signor Mauro. Ok? Volevo segnalare una cosa, sacerdote, perché io sono stato in collegio 15 anni, va bene, quindi conosco benissimo e voglio essere sempre gentile col prossimo come gli altri sono stati con me. Soprattutto se ho avuto un'educazione, se ho avuto tante cose, le ho avute ringraziando anche la Chiesa nella povertà che c'era a quell'epoca. Ho 71 anni, quindi lo dico, ecco. Però c'è una cosa, signor Mauro, c'è una cosa che non va più bene. Dovreste sinceramente essere più socievoli, più sciolti, siete troppo rigidi e fermi nella Chiesa. Io ho visto una cosa nella Chiesa, no? Perché non sono un cattolico, glielo dico perché dovevo essere il sacerdote e purtroppo ho avuto altre visioni. Però dentro di me c'è qualcosa molto più forte. A me piacerebbe, io sono sempre disponibile, cerco sempre di aiutare il prossimo, di dare una mano, no? Però ci sono delle cose che purtroppo non è colpa vostra, è anche la gente che è fatta, perché la gente quando ha bisogno, ma Adriano mi dai questo, Adriano mi dai quello, Adriano mi dai... Io ho fatto miliardi di cose, va bene, però alla fine sono sempre stato deriso, quindi bisogna tante volte fare molta attenzione con chi abbiamo a che fare, perché purtroppo nel pianto c'è sotto qualche volta anche nascosto qualcosa di diverso, la falsità. La è vero, hai ragione. Bisogno. Adriano, fammi andare avanti, sei stato chiaro, se no non ce la faccio, il tempo è tiranno. Allora, Don Mauro, come rispondiamo a Adriano, che in parte sono anche d'accordo? Ma io risponderei con una frase del Vangelo: Gesù Cristo perché muore in croce? Perché va a dire al sistema religioso giudeo-ebraico: siete ipocriti, siete falsi, siete doppi. Quindi attenzione che dobbiamo distinguere, noi dobbiamo essere persone credenti, non religiose, perché la religione, qualsiasi religione, va sinonimo di ipocrisia, perché poi dall'essere credente tu maturi delle scelte. E noi oggi dobbiamo educare la gente a credere e quindi a fare la fede matura, quindi a maturare delle scelte cristiane secondo i nostri valori. Quindi non dobbiamo fermarci semplicemente a un'apparenza, perché quella è ipocrisia. La sfida è questa. Allora, Don Mauro, io volevo farle vedere anche queste aggressioni per capire cosa sta succedendo. Basta un niente, basta solo che tu passi nel momento sbagliato, nel posto sbagliato e ti può succedere di tutto. Andiamo a Padova a vedere queste aggressioni alla Sagra del Folpo. Ah sì, vero. Prima una rissa tra un giostraio e due ambulanti venditori di frutta e dolciumi, poi un 14enne aggredito con lo spray urticante. È stato un inizio turbolento quello della tradizionale Fiera del Folpo di Noventa Padovana, con 2 interventi dei carabinieri nelle serate iniziali. Il primo intervento venerdì sera per placare la lite violenta scoppiata per futili motivi tra il gestore di uno spettacolo itinerante dello scivolo gigante e i 2 titolari di un banco di prodotti siciliani. Sul posto i militari dell'arma hanno identificato i responsabili. Si tratta di un 48enne, un 56enne, un 59enne residenti nel Trevigiano e un 44enne residente nel Bresciano, che sono stati denunciati. Il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, ha revocato la licenza alla bancarella transennata e chiusa invece la trazione. Sabato sera invece un 14enne è stato derubato dello zainetto con 5 euro all'interno da un babybullo che lo avrebbe anche aggredito spruzzando spray al peperoncino, dileguandosi poi tra la folla. Nonostante questi 2 episodi, la Fiera del Folpo sta attirando migliaia e migliaia di persone e la sicurezza dell'evento per l'amministrazione comunale resta prioritaria. Quei 2 episodi che sono avvenuti sono 2 episodi limitati dove i carabinieri sono intervenuti in maniera immediata. Le persone sono state cacciate per sempre dalla fiera. Abbiamo avuto una scazzottata tra 2 bancarelle, abbiamo avuto un furto di uno zaino con 5 euro. Questo dimostra che il dispositivo di protezione e di sicurezza funziona su questa fiera. Non
bastavano le parole di minaccia. Nella mail ricevuta venerdì sera da un educatore sociosanitario c'erano anche alcune foto del mittente, un 44enne di origine albanese, che lo ritraevano mentre impugnava una pistola. Non ci ha pensato 2 volte l'educatore, che sabato pomeriggio ha contattato i carabinieri di Piazzola sul Brenta. Ricevuta la notizia, i militari hanno bussato alla porta dell'abitazione dell'uomo, che vive nell'Alta Padovana. In casa è stata trovata e sequestrata la pistola della foto, una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso. Il 44enne è stato denunciato e dovrà rispondere dell'accusa di minaccia aggravata. L'aggressività incontrollata, a me non interessa niente dove sono, in quel momento decido di diventare aggressivo, un pericolo anche per le persone che ho vicino, anche se sono tante, me ne frego di tutto e faccio quello che voglio. Non è che si inizi un po' a alzare troppo l'asticella, e come si parlava prima, avevo anche il maggiore veramente Caccetta dei Carabinieri che diceva bisogna pur fermarli in qualche maniera, che così non può, ma qui devono... la politica deve intervenire, sono loro, perché noi forze dell'ordine possiamo arrivare fino là e dopo non possiamo fare altro. Abbiamo 1000 strumenti per difendere, ma non li possiamo usare o abbiamo paura di usarli. Ecco, cosa si può fare? A chi bisogna rivolgersi per far capire che con questa aggressività non si va da nessuna parte, se la lasci libera in questa maniera? A me colpiva anche domenica come costruiamo i titoli. Baby gang, violenza. E poi già dal titolo sembra quasi che vogliamo o giustificare o dire non so cosa. Cioè, facciamo l'esempio, non capisco perché questi minorenni non ci sono degli adulti, in questo caso dei genitori, che si mettono assieme e dicono come affrontiamo il problema. Finché togliamo le responsabilità a tutti e diamo la colpa alla società, che è dire nessuno, sarà sempre peggio. Cioè, quando io mi trovo insegnanti che tutta l'estate rischiano di prendersi l'esaurimento perché per un voto troppo basso il padre, che ha possibilità economica, ha minacciato di denunciare tutto il collegio docenti, io dico, ma insomma stavolta è stata la fiera del Folpo, che lì vive un mio amico molto buono anche. La prossima volta sti ragazzi qua stermineranno la famiglia, ci uccideranno, sapete, uccideranno noi, cioè... Perché, scusate, mi domando, sono minorenni, perché nei titoli di cronaca non citiamo mai la famiglia? Dove sono i genitori? Perché non sta dando colpa, affrontiamo, ho detto, genitori, affrontiamo il problema, Ma qui mi sembra che ci si lava le mani, stile Ponzio Pilato, e che tocchi ad altri i problemi. Per cui un tempo si diceva che tocca al prete in oratorio, si arrangia l'insegnante, si arrangia l'istruttore dello sport, e invece secondo me è un problema di educazione. Cioè, difatti, se negli ospedali siamo arrivati che hanno paura di violenza, negli ospedali sono gli adulti violenti, non le baby gang. Quindi queste baby gang da chi imparano? Da noi, Certo, i messaggi da dove arrivano, gli esempi. Anche che non abbiamo avuto un esperto, sapete cosa ci ha detto a noi sacerdoti a un corso d'aggiornamento? Che del Covid è mancata una riflessione sociale. Questa cattiveria è stata repressa durante il Covid. Com'è possibile che la gente è stata violenta contro il vaccino, contro qua, contro là? Tu puoi essere di un parere diverso, ma tu non sei autorizzato ad avere violenza quando tu non la pensi diversamente dall'altro. Scusa, cioè, non è possibile. E quindi questa violenza è autorizzata perché negli stadi i genitori sono violenti tra di loro, perché il loro figlio deve vincere, e se il mister non lo valorizza, subito c'è l'attacco, no? E quindi... Per cui la notizia di ieri di cronaca, in un ospedale adesso i paramedici, i medici hanno sto orologio per chiamare, ma no, questa è una sconfitta educativa, cioè bisogna cominciare veramente per cui anche le forze dell'ordine, è vero, ma già tutti noi adulti dovremo, secondo me, fare una riflessione più ampia. Non so se ho risposto. Si è risposto anche molto bene, anche in fatto manca pochissimo tempo, mi sembra manchi un minuto. Cos'è l'accoglienza nel 2025? Ecco, oggi rischiamo che, come quella barzelletta dello scout, no? Che deve fare una bella azione, prende una vecchietta, attraversa la strada e la vecchietta gli dice ma io non dovevo attraversare la strada. Oggi mi sembra che siamo accoglienti tanto per
far qualcosa. Accoglienza vuol dire ascolto. Io dico sempre, noi vorremmo il povero buono, sincero, onesto. Se fosse buono, sincero e onesto non sarebbe così. Allora, quando io accolgo non devo togliere tutti ma, se, perché, forse, devo togliere, eliminare tutto e solo ascoltare. Da lì poi mettiamo in atto l'accoglienza intelligente. Ma se manca questo, ripeto, faccio come il bambino che fa attraversare una persona, e questa mi dice: ma io non devo mica attraversare la strada, ma il bambino è contento perché ha fatto la sua buona azione. Noi oggi facciamo delle accoglienze stupidine e poi vogliamo anche dire stiamo contenti. Come ci saluta Don Mauro? Con quale messaggio che vuole dare ai nostri telespettatori e telespettatrici? Ecco, il saluto è uno dei proverbi veneti, l'unione fa la forza. Ecco, dobbiamo veramente mettere da parte le divisioni e unirci proprio in obiettivi più grandi di noi. Allora li raggiungiamo. Da soli rimaniamo chiusi, quindi l'unione fa la forza. Speriamo che qualcuno lo capisca. Cos'è che le fa più paura in questo momento, Don Mauro? Cioè siamo come anestetizzati. Io ho commentato un Vangelo l'altro giorno di una donna curva da 18 anni nel Vangelo e ho detto: questa donna ormai era talmente curva, sentiva meno male perché si era abituata, tanto che lì non è la donna che chiama Gesù, è Gesù che la chiama. Quindi oggi temo che ci siamo talmente abituati a questa mentalità della distruzione, guerre che distruggono, politici che distruggono, i ragazzi distruggono, noi distruggiamo le piazze. Ecco, questa mentalità di distruzione ci ha assuefatti e siamo abituati anche al linguaggio bellico. Quindi mi preoccupa questo stato di totale indifferenza alla distruzione. No, invece dobbiamo dire calma, non accetto questa mentalità di distruzione. E con queste parole noi ringraziamo Don Mauro Gazzelli, ecco, per la chiarezza, anche e soprattutto la speranza di fare squadra, di unire le forze per migliorare la nostra quotidianità. Grazie Don Mauro. Adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Ciao, a domani. Ciao grande famiglia di Rete Veneta. Oggi siamo ai confini tra il Veneto e l'Emilia Romagna. Perché? Perché dobbiamo incontrare Antonella, che è venuta da noi in trasmissione, è morta la mamma, ha una sorella disabile di 52 anni e non ce la fa. Mi ha chiesto aiuto e noi sapete che quando loro chiedono e sappiamo che è un aiuto vero, noi veniamo a portarlo. Allora, come va? È una cosa molto, molto brutta, Mirella. Non è che sia una cosa molto bella trovarmi con una sorella disabile con 290 euro. Vivo con quelli, vivo tra parentesi. E niente, ho bollette da pagare, ho l'affitto da pagare e il comune non è che mi dia tanto una mano, perché ho avuto anche il funerale della mamma, che è stata il 15 settembre, è venuta a mancarmi, e ho da pagare anche quello. E dopo dicono che il comune mi dà una mano, poi vedrai tutto il resto nella casa. Ecco la borsa, perché Antonella mi ha detto se puoi portarmi su qualcosa, e il qualcosa è arrivato. Entriamo in casa di Antonella. Sono proprio a disagio proprio. Ma perché non vieni aiutata? Cioè, con una sorella disabile non dovresti avere degli aiuti? Famoso reddito di inclusione, sei andata a vedere? Sì, sono andata a vedere, ci vogliono 55 anni. Io ne ho 50. Le bollette sono qua, Mirella. Ecco. D'altra parte con 290 euro, sono 290 euro 290 che tu hai. 290 euro prende Patrizia, sì. Ecco. E io non riesco a trovare da lavorare, assolutamente. Vorrei un aiuto per me e per mia sorella, perché soprattutto un lavoro. Soprattutto un lavoro, sì. La solitudine, la mia mamma mi manca tanto, Mirella. E anche questa settimana l'assegno c'è, eccolo qua. Grazie Mirella, grazie. Grande famiglia. Ma grazie, guarda, mi state commuovendo. Io non te l'aspettavo. Grazie Mirella, grazie. Non so cosa dire. Grazie a Rete Veneta, grazie a te, grazie a tutti.